Abbiamo ammazzato tutti gli insetti e ci lamentiamo se arriva il miele dalla Cina, che fino a 10 anni fa c'erano batterie di arnie sul costone là in alto. Ti sembra benessere questo? Che Leonardo non sa distinguere un carpino da un olmo e neanche gli interessa. Alberi nonno, sono alberi, mi risponde ridendo. Fa una pausa e mi punta gli occhi nei miei. Tu cosa ne pensi, professore? È spaesato a casa sua Carlo, quinta elementare, 78 anni di vita. È un eroe romantico Carlo, di quelli che non chiedono quanti sono i nemici, ma dove sono. Vorrei rispondergli con una riflessione, con cose intelligenti, ma sarà forse per il vino a stomaco vuoto, esclamo semplicemente «Orca Carlo, ma allora sei un montanaro resiliente?» Residente, anca massa, io e la mia famiglia abitiamo qui da sempre. Il posto più lontano che ho visitato è stato col militare, fanteria, Castiglione di Pepoli, Toscana, manata sul tavolo e a seguire bestemmia decisamente esclamativa. Offro io. Mostrami i tuoi mestieri, fammi vedere dove chi sei. Tira fuori i tuoi salvanei, che vorrei essere aria anche a me, accompagnarmi col temporale e baruffare coi campane, a fin di aprire essere vento e basare i fiori de sotto e sottane. Vorrei essere la malombra quando chi torna dall'osteria. Nebbia de notte attraverso campi e il canto del fiume in mezzo alla via. Me sconderia nei ragnatei, po' come un gatto te seguiria, perché me piace star terente, a farti fusa e può scampare via. Ma quando sono a mezzanotte, mentre te dormi, te spieria, che so curioso di tuoi segreti, che so invidioso di tua magia, come a mareti te senti e luna e caende te cambia il sangue, come a mareti te viete ve. E mi son reito in bocca, ai ai che... E anche se mi con vecchio compare che go incontrare il crocevia, che me gadai a mansanca, io go sempre intorno, non va più via, di notte che d'aver paura, perché raise, più che se storte, più va profonde drento a terra, e più è ga scorsa dura. Ma quando sono a mezzanotte, mentre te dormi, te spieria, che so curioso dei tuoi segreti, che so invidioso della tua magia, e se a luna sei un fil da ferro, i pai del steccato pare denti, col metabaro casa per casa andrò a rimpisare i fuochi spenti. A mezzanotte, mentre dormi, vespieria, che so curioso dei vostri segreti, che so invidioso della vostra magia, e se a luna sei un fil de ferro, i pai del steccato pare denti, col metabaro casa per casa, darò a riempisare i fuochi spenti. Ditemi che anche questa mattina non vi ho svegliato bene, ringraziando sempre il professor Lucio Montecchio per questi video importanti, molto belli, molto anche toccanti, che fanno capire l'importanza della natura, specialmente quando sei fragile, quando hai bisogno di essere supportato. Un albero, il verde, un prato, un parco, quanto possono riuscire a far staccare la spina a queste realtà. Ne parleremo questa mattina con degli ospiti graditissimi. Abbiamo in presenza il dottor Renato Zambello, professore associato di ematologia all'Università di Padova. Grazie, buongiorno, professore, di essere qui con noi, assieme a Chiara Meneghello e Milena Ballarin, atlete del Trifaglio Rosa di Mestre, che si vicenderanno appunto in questa oretta che staremo assieme per capire quanto queste donne stanno cercando di mettersi per migliorare la qualità della vita, per sentirsi più forte, per dare speranza. Ecco, perché loro oltre allo sport danno speranza, aiutano altre donne a dire ce la faremo, sicuramente ce la faremo, bisogna fare squadra. Allora io inizierei proprio dal professor Zambello. Allora professore, lei ha avuto un maxi assegno da AIL
proprio per questa ricerca, per questo importante lavoro che lei sta facendo. La ringrazio di essere qui, ma anche per spiegare l'importanza anche di fare squadra con la comunità che supporta. Prego, professor Zambello. Sicuramente sì, questo supporto, che devo veramente ringraziare l'AIL per questo importante aiuto, è legato allo studio di un particolare tipo di leucemia che si chiama leucemia a linfociti granulati, che di per sé è una condizione abbastanza rara. L'incidenza è di poco più di un caso per milione di abitanti, ma quello speculativamente importante è che sono malate proprio le cellule, quei linfociti che di lavoro dovrebbero difenderci. Quindi il loro lavoro di queste cellule, che si chiamano linfociti granulati perché sono, per così dire, dei soldati, dei killer che cercano di contrastare le infezioni virali, cercano di contrastare i tumori, lo sviluppo dei tumori. In alcuni casi queste stesse cellule si alterano e reagiscono contro l'organismo e creano danno. Okay? Su queste premesse, diciamo così, c'è una problematica che nasce dal fatto che ci sono condizioni francamente di patologia e condizioni di precursore, cioè di non ancora patologia definita. Queste condizioni di precursore in realtà hanno delle caratteristiche molto simili alla malattia, nel senso che da un punto di vista di diagnosi sono caratterizzate dalla presenza di cellule tutte uguali tra di loro che si chiamano cloni. Il punto fondamentale è che la condizione di precursore di malattia rispetto alla malattia non necessariamente deve essere vista come di per sé una situazione già di compromissione dell'organismo. E quello che è in pratica su queste premesse il nostro studio è quello di definire con precisione le caratteristiche, diciamo così, di questa condizione di precursore che oggi come oggi viene molto spesso come dire, confusa con il quadro di malattia, e distinguere quindi queste situazioni che sono differenti, il che significa che a un paziente la etichetta di leucemia viene solo se in effetti questa malattia c'è, e uno non deve vivere pensando di avere una malattia che, come sapete bene, già queste parole hanno un impatto incredibile anche sulla vita di ogni giorno. Ecco, questa situazione qua deve essere limitata solo a delle condizioni che hanno delle caratteristiche ben specifiche, e quelle stesse caratteristiche poi permetteranno anche di iniziare una terapia mirata. Questo. Allora, professor Zambello, io 20 giorni fa ho avuto proprio ospite, proprio nella sedia dove lei è seduto questa mattina, una mamma, Maella, col bambino, ammalato appunto con questa forma di leucemia, la quale non solo ha vissuto l'ospedale e la malattia insieme al bambino in maniera ottimistica, ma ha saputo dare forza a questo ragazzo, e lui, questo bambino, perché è un bambino di 9 anni, 10 anni, alla mamma, facendo un percorso e dicendo: mamma, stiamo facendo un percorso, io non sono ammalato, io sto facendo un percorso diverso dai soliti. All'interno della stanza la mamma aveva sempre messo musica, sempre i giochi. Questo bambino è fuori dall'ospedale, sta vivendo anche con il rugby una stagione meravigliosa, ma quanto incide anche l'ottimismo in queste persone che hai vicino, non solo la vostra squadra, che là non ci sono dubbi che fate di tutto e di più, ma anche una mamma, un papà che veramente ti fanno vivere in maniera non diversa, che non piangono ma sorridono, che ti fanno giocare, che ti fanno vivere la stanza dell'ospedale come la tua cameretta. Quanto importante è nella cura della persona, professore? Io sono convinto che sia fondamentale questo aspetto. Questo aspetto rappresenta il modo di approcciarsi a una malattia. Il futuro non lo sa nessuno, quindi fino a prova contraria uno affronta la malattia per guarire, ok? Questo deve essere l'approccio che uno ha. Diciamo, soprattutto i bambini hanno questa grande capacità di affrontare con quella grinta che alle volte veramente riesce anche come dire, contagiosa anche per l'ambiente circostante. I genitori sono, parlo anche io da genitore, queste situazioni qua sono vissute in maniera completamente più drammatica, ovviamente. Però la forza come dire, che deve venire nell'affrontare insieme
la malattia, insieme intendo anche non solo genitori, bambini nel caso specifico, però io che curo soprattutto adulti mi trovo in una fascia di età, diciamo, dove uno è molto più solo, diciamo così, ok? Ma affrontare questa malattia, le malattie, soprattutto malattie oncologiche, che sono le malattie che io tratto, in modo, diciamo così, da cercare di, come dire, trovare la forza per essere davanti alla malattia, ok? E non essere dietro la malattia e continuare a inseguire dove non riuscirai mai a superare quella fase di, come dire, di capacità di affrontarla in maniera positiva. Questi aspetti secondo me sono importanti, non è sempre facile tirare fuori questa grinta qua dai pazienti, ma io credo che una delle robe importanti che uno deve avere, che poi probabilmente si chiama umanità, condivisione, cioè essere insieme a una situazione che né io né lui ha voluto, ma siamo qua, io posso aiutarti e tu devi cercare di fidarti di me, perché anche quello è, cioè voglio dire, il rapporto medico-paziente è una cosa che è sempre strana da instaurarsi, nel senso che questa persona nuova che hai davanti, che ti racconta di cose strane, di nomi che uno non riesce neanche a mettere spesso a fuoco, e che nel mio caso ti dice che queste cose qua, se non le curi muori alla fine, rappresentano, diciamo così, la necessità, richiedono la necessità di una visione comune. Ecco, ognuno fa la sua parte, ma la deve fare in modo da cercare di superare comunque questi vari aspetti, questi limiti, perché è completamente diverso affrontare una chemioterapia dicendo ok, oggi ho questo, ma finirà e domani io guarirò, rispetto ad affrontare una chemioterapia dicendo io non ce la farò mai a superare questa cosa qua. La ringrazio di queste parole, professor Zambello, perché sono parole che ti fanno capire l'importanza di credere nella medicina, nella ricerca, come ha detto Maella. Ma a cosa serve allora la ricerca? La ricerca mi dà speranza, mi dà quella forza di combattere per dire ci arriveremo, bisogna combattere, ma la ricerca sta andando avanti. Allora, presentati. Allora, io sono Milena. E come molte donne sono entrata nel tunnel che si presenta dopo una diagnosi di tumore al seno. Io ho fatto 6 anni fa la mastectomia totale con svuotamento ascellare. Le cure sono durate più del previsto perché durante la chemio ha fatto infezione la protesi, quindi ho dovuto rimuoverla e fare la radio dopo, quindi praticamente le cure sono durate quasi un anno. Io oggi sono qui e voglio raccontarvi la mia esperienza. Io oggi sono contenta e sono orgogliosa di essere parte del Trifoglio Rosa Mestre, che è un'associazione di donne prevalentemente operate al seno, che praticano l'attività del Dragon Boat. Vediamo se abbiamo anche delle immagini, Milena, da mandare in onda, sì, che sicuramente ci sono, perché il Trifoglio Rosa l'abbiamo ospitato altre volte, sì, queste donne meravigliose che fanno capire l'importanza anche dello sport, della vita all'aria aperta. Prego, Milena. Allora, il Dragon Boat è una barca, come si può vedere, dove montano in barca dalle 10 alle 20 donne, in questo caso, però ci sono anche squadre maschili, che pagaiano. È un'attività che è stata creata nel 1996 da un medico canadese a scopo riabilitativo. Fino al 1996 pensavano che una donna operata al seno dovesse stare a riposo. Oggi facciamo gare, facciamo allenamenti e ci divertiamo insieme. La nostra squadra fa parte di una delle circa 49-50 squadre italiane di Dragon Boat ed è composta da circa 70 donne, di cui i 2/3 sono donne operate al seno e la parte minore, da cui io vorrei partire, sono le nostre supporter, che sono preziosissime perché non solo condividono con noi l'entusiasmo di pagaiare, l'entusiasmo di andare avanti, ma anche ci danno una mano in tutte quante le cose.
e oltretutto, cosa più importante, condividono con noi l'obiettivo di cercare di divulgare la prevenzione, perché è meglio prevenire piuttosto che curare. C'è una cosa da dire, quando dopo una mammografia ti chiamano per fare degli accertamenti, ti senti catapultata in una centrifuga dove l'aspetto medico è solo una parte, perché c'è l'aspetto delle cure, dove curarmi, come curarmi, l'aspetto del corpo che cambia e che cambierà per sempre, e dovrai comunque in ogni caso fare i conti quando ti guardi davanti allo specchio. E poi la cosa non ultima, ma non meno importante, la parte burocratica. Tu quando devi curarti non hai certo voglia di pensare alla burocrazia che c'è tutto intorno. Ecco, per questa cosa il Trifoglio Rosa, in collaborazione con la Vapo, ha fondato lo sportello, l'attività dello sportello, un'attività che è nata durante il Covid, ma che oggi fornisce un supporto importantissimo alle donne che si approcciano, che si trovano catapultate in questa realtà, dove trovano un supporto psicologico, medico, tutto fatto a livello gratuito, e dove noi come volontarie diamo il nostro supporto, un po' essendoci già passate, un po' avendo una esperienza magari anche dal punto di vista tematico. Io lo definirei come donne che aiutano altre donne, ed è una cosa fondamentale. Cosa dici, Milena, se invece noi iniziamo a parlare invece di donne, di uomini, di persone? Certo. Ecco, perché a mio avviso dobbiamo coinvolgere le persone, sia femminili che maschili. L'uomo fa molta fatica a reggere. Io ho avuto delle ospiti purtroppo che hanno fatto questo percorso che dici tu, che sono state lasciate dai mariti perché non se la sentivano di fare questo percorso assieme, troppo importante, troppo oneroso, troppo faticoso, con molti sacrifici, eppure si sono rimboccate le maniche, hanno detto no, devo fare qualcosa, qua credo al professore. Ecco, questo accompagnamento che voi quando parlate a queste donne, come ha detto Milena, ecco, c'è quasi sempre anche il marito, un familiare, certo. Ecco, molte volte questa figura maschile fa fatica a capire che in quel momento invece sei il supporto più importante che certo. Questa donna ha, sei certo. Il suo marito, sei il suo compagno. Ecco, perché è così difficile per l'uomo, non per tutti, perché ce ne sono di bravissimi, io non sparo mai nel mucchio, ci mancherebbe, però io voglio parlare a quelli che non riescono ancora a capire, invece nell'importanza di questo percorso, di avere questa figura a fianco che ti parla, come fa mamma Maella col suo bambino, noi abbiamo il marito, il compagno, prego professore. Queste diagnosi, soprattutto stiamo parlando nell'ambito oncologico, che sia ematologia, leucemie acute o che siano tumori solidi, sono dei momenti di rottura drammatici. Okay? In quei momenti là salta fuori diciamo così, il vero rapporto che si è creato nella famiglia. In tantissimi casi, e ha ragione lei, ci sono invece di restare vicino, oppure dopo una fase iniziale di restare vicino, soprattutto su malattie croniche, dove la continuità la necessità di continuare cura rappresenta un aspetto importante. Quello non è solo un problema di, come viene definito, caregiver, di accompagnatore, è un problema di compagno o compagna di vita di questi momenti qua. E sicuramente adesso io immagino di come dire, interpretare anche lo stato d'animo della signora, della Milena, ci sono stati dei momenti di grande difficoltà, e questi momenti di grande difficoltà uno ha la necessità di appigliarsi. Il medico non è sempre diciamo così, l'unico appiglio, un po' perché diciamo, il rapporto instaurato è un rapporto da poco tempo, per quanto tu possa avere un feeling micidiale, ok, non è quello la storia. In più, cioè, d'altra parte ce l'hai per poco tempo. Nella famiglia, secondo me, che si deve cercare di trovare la forza per
riuscire a affrontare insieme questa difficoltà. Sicuramente è un gioco di squadra, come giustamente è stato detto, ma è un gioco di squadra dove ognuno deve fare il suo compito con me, okay? È un puzzle importante dove non la sovrapposizione, cioè non è che tu genitore vorresti che venissi a avere te i problemi di tuo figlio, non che ce li avessi tuo figlio o tu marito, però la situazione è questa, quindi ognuno ha il suo ruolo e riuscire a mettere a fuoco questa cosa rappresenta una cosa importantissima per riuscire a affrontare in maniera adeguata i problemi. Avete capito a casa come dovete comportarvi uomini, quelli che ancora ascoltano ma non sentono che è diverso? Ascoltate bene invece. Abbiamo Rinaldo, ecco, fatalità un uomo, vai Rinaldo. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto bravi a tutti do. Conosco l'associazione dei ragazzi di Rosa. Il Trifoglio Rosa. E conosco benissimo, brave. E vedo che passa in barca, perché mi vuole lavorare con le barche. 60 anni, l'ho sempre viste. Va bene, conosco tutto Leone, abbastanza. Ed è un dottor così è una roba meravigliosa, nel senso, questi dottori e la gente, noi medici, le famiglie, i telefoni, le volte non ti ne trovi neanche un medico così, è che fa cavallia, dà la testa al pensiero del male che ti dà, e dopo chiamare uomini che abbandonano le mogli perché hanno una malattia del genere, noi non siamo uomini, siamo delinquenti. Sì, sapete molti, scrivere la frase. Sì, dai. E la mamma di tutti voi che ha una malattia così. Dai Rinaldo, veloce perché ho tanti ospiti, vai. Fanno una roba del genere. Comunque, buon lavoro a tutti loro, bravi, ancora di più. Grazie. Ciao. Grazie caro Rinaldo, grazie, veramente importante anche per questi ospiti illustri che ho, capire quanto a casa sentono questa umanità, è là il grande problema, non la sentono da un'altra parte ma con gli ospiti che ho la sentono spesso. Quello che vorrei chiederle anche professor Zambello, ecco, io ho avuto il professor Garattini, l'avevo già detto ma lo ripeto davanti alle telecamere, che ha detto a noi donne di svegliarci, lo dico anche a Milena e anche a Chiara che è seduta che ci sta guardando, che noi prendiamo i farmaci che sono stati testati sugli uomini e che dobbiamo svegliarci perché anche noi dobbiamo fare qualcosa per migliorare, perché non è possibile continuare così. Ho parlato con illustri ricercatori, mi sono collegata con Boston, con l'Australia, perché Rete Veneta va nel mondo, professore, e li ho messi un po' in imbarazzo, cioè non se l'aspettavano, però io avevo la roccia che era il professor Garattini, guardate che me l'ha detto il professor Garattini e mi ha detto anzi continui Mirella a parlarne di questo. Allora, nella ricerca anche in oncologia, ecco com'è la storia di questi farmaci? Perché noi saremo anche curiose, professore, di sapere, la metto in imbarazzo, no. Professore, allora sono a posto. Nel senso che ci sono visto anche che parliamo di questo. In ematologia ci sono farmaci che hanno un diverso metabolismo, estrogeni e testosterone, c'è niente da fare, cioè voglio dire non è la stessa cosa da un punto di vista proprio ormonale e ci sono delle immunoterapie, rituximab è uno di questi farmaci qua, una terapia che è molto usata nella cura dei linfomi, che ha un diverso metabolismo nel maschio e nella femmina, questo è pacifico e è probabilmente più vantaggioso nella femmina però, rispetto al maschio. Per questo arriviamo a 100 anni, grazie, ho detto che forse tutto sommato non è così sbagliato. Forse per quello, però immagino che ci siano, adesso io ho presente questo esempio in ematologia, ma immagino che ci siano anche altri esempi dove probabilmente, diciamo così, la situazione ormonale impatta in maniera significativa sul metabolismo dei farmaci e questo rappresenta una differenza che va tenuta conto probabilmente poi in relazione al tipo di patologia, ma qua entriamo in un capitolo che comunque c'è. Oh, sicuramente, sicuramente Milena, è nota. sentire questa cosa, se adesso ci fosse qua il professor Garattini che dice quello che ha detto a me, svegliatevi donne, la sua trasmissione si chiama Sveglia Veneti, svegliate, fate qualcosa, fatevi sentire. Cosa direbbe il professor Garattini dopo quello che ha detto anche il professor Zambello, che di sicuro non è l'ultimo della classe, che ha capito bene il messaggio che voleva mandare
domandare il professor Garattini, anche a noi donne, perché sa la forza che abbiamo quando ci muoviamo, quando ci impegniamo. Prego Milena. Allora, io ritengo, mi collego un attimo a quello che aveva detto all'inizio, quando io ho detto donne che aiutano le donne, io chiaramente mi riferivo al trifoglio che fa parte, ci sono donne. Nella mia esperienza, nel momento della malattia, io ho avuto la famiglia che mi ha molto supportato. Sia i figli che il marito mi sono sempre stati accanto e io sostengo che, come dice dal punto di vista riuscire a trovare un gruppo come quello del trifoglio rosa che ti permette, oltre al farmaco, perché siamo tutte quante donne che prendiamo effettivamente dei farmaci che hanno anche molti effetti collaterali sul nostro fisico, perché sicuramente hanno la loro, però abbiamo uno spirito di condivisione quando saliamo. Mi piacerebbe, se me lo consente, dire due parole su quello che possiamo provare noi quando montiamo su quelle barche. Sicuro mi ha invitato apposta? Allora, perché il Dragon Boat è stato pensato come una cosa riabilitativa, ma non è solo questo. È uno spirito di squadra che viene a crearsi dal momento in cui sali in barca. Anche la semplice operazione di imbarco e di sbarco, in cui la compagna davanti istintivamente dà la mano alla compagna dietro per scendere, fa creare quello spirito di sintonia, di condivisione. E una cosa che io penso che descrivere a parole è molto difficile. Quando vedi il dragone che si cala, viene calato nella nostra laguna, noi abbiamo anche la fortuna di avere un paesaggio splendido. E ci riallacciamo a Germogli che abbiamo visto all'inizio, esatto, no? Certo. Esatto, noi abbiamo un contorno meraviglioso. Quando noi andiamo verso Venezia, ci troviamo ad avere tutta una serie di mezzi di trasporto, l'aereo che ti passa sopra la testa, il treno che è una cosa, ma quando arrivi cominci a pagaiare. Lo sport di squadra e l'unione con le compagne lo avverti dall'inizio. La pagaiata, per essere efficace, deve essere unita, sincronizzata, se no altrimenti la pagaiata non è efficace. E quindi solo in quel modo si riesce ad avere una velocità e far andare avanti la barca e ognuno portare il proprio peso. Io come peso sono uno dei pesi più importanti all'interno della barca e quindi è importante che nella pagaiata faccia anch'io la mia Tanto parte. complimenti per questo video che avete mandato, che la regia ha trovato, anzi direi al nostro regista Italo Morao se riesce a trovare il video di Ombretta Frezza, che vorrei farlo vedere, vediamo se riesce a trovarlo, vorrei anche commentarlo col professore, con Milena e poi anche con Chiara Meneghello. Ecco l'importanza di quello che ha detto Milena. Una volta, professor Zambello, il problema era sta male, non può fare sforzi. E questo era molto limitativo per questa donna che si sentiva ancora più emarginata. Stai ferma che stai male, perciò stavi ancora più male quando ti dicevano così. L'importanza invece di quello che ha visto, mi sembrava di pagaiare, anche lei professore, avevano un ritmo che ci sembrava essere anche lì. Noi all'interno. Ecco, quanto importante invece è lo sport, anche se una persona sta combattendo delle malattie, sta facendo dei percorsi anche impegnativi, anche come farmaci, come tante altre realtà. Prego, professore. Allora, secondo il mio punto di vista, bisogna saper, diciamo così, equilibrare bene la problematica, nel senso che ci sono momenti, per esempio durante la terapia, dove, diciamo così, bisogna, come io dico sempre, cercare di fare non più del 50% di quello che vali. Perché? Perché bisogna tenere la chemioterapia alle sue dosi, ai suoi tempi, e l'efficacia di queste terapie qua è legata ai tempi, è legata ai dosaggi. Voglio dire, se tu ti ammali, non è che con la broncopolmonite puoi fare terapia e quindi ritardi i tempi e tutto. Questa è una problematica, diciamo, nel momento in cui uno affronta la malattia e uno sta eseguendo le cure, che è un momento diverso da quello giustamente che ci ha presentato lei, che rappresenta invece il dopo quella fase lì, dove
dove, diciamo così, siccome il futuro non lo conosce nessuno, uno è guarito fino a prova contraria, ok? E quindi uno è guarito e affronta la sua ripresa di malattia con la dignità di chi ha affrontato un momento nero, diciamo così, o più buio della sua vita, ma che tu, cara malattia, a me non mi sotterri né mi distruggi, per cui io reagisco e tiro fuori la mia capacità di fare. Io sono convinto che ci sarà la pagaiatrice numero 1 e la pagaiatrice numero 10, però se la pagaiatrice 10 va da tutto quello che ha, che è 1/10 del numero 1, è lo stesso il massimo di quello che può avere questo Dragon Ball. Quindi queste cose qua è la capacità di riuscire a far emergere quello che è la forza di superare un momento che è un momento di crisi. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno agli ospiti. Allora, prima di dire quello che penso, volevo avvisare che ho spedito le 2 parrucche. Grazie. E vi arrivano, sì, sono andata a ritirare dalla parrucchiera, quella che prepara le parrucche, mica così, e ieri mattina, e dopo le ho spedite, dunque vi arrivano lunedì mattina in redazione. Grazie, ecco, cara Sandra. Volevo solo avvisarti che le ho spedite e sono venute benissimo, e sono, mi diceva, quella di capelli veri, capelli europei, perché adesso sono tutti capelli cinesi, orientali, che sono più difficili da trattare. Ad ogni modo le vedrete, sono belle preparate. Sì, le farò vedere. E spero, ti ho scritto un bigliettino, spero che portino fortuna. Ecco. Grazie, cara Sandra. Io non dico altro perché non voglio perdere tempo con il professore e la signora, e auguri a tutti. Ti ringrazio e buona giornata. Grazie cara Sandra, ecco qui è proprio il lavoro di squadra, vede professore, a casa ascoltano, sentono che bisogni ci sono. Avevamo questa parrucchiera a Tosato che voi forse conoscete, che è stata la prima a portare con questi caschetti refrigeranti per far crescere i capelli, perché i capelli per la donna sono fondamentali. Certo. Non so se la regia ha sentito, se riesce a trovare, ecco, questo importante video che voglio farvi vedere, ma soprattutto quello che vorrei parlare adesso con Milena è l'importanza di capire che tu non cambi, cioè puoi perdere i capelli ma sei te stessa, sei tu sempre, gli occhi sono quelli che ti guardano, la bocca è quella, il naso. È vero che in quel momento non ho più forse quello a cui le donne tengono di più, quasi tutte, che sono i capelli, specialmente se hai una bella chioma, però devi anche guardarti allo specchio da un'altra angolazione. Ho perso i capelli, che sicuramente ricresceranno, però sto cercando di guarire e stanno cercando di farmi guarire. Ecco, forse anche guardarsi allo specchio da un'altra angolazione, Milena, non quella, come dice il professore, dell'angolazione che è finito tutto, ciao, guarda qua, io come sono ridotta, ma dall'angolazione va bene, ok, sono così adesso, però io devo mettercela tutta per diventare quella che ero prima o in qualche modo quasi uguale. Prego. È sicuramente vero. La perdita del capello è una cosa che a me ha angosciato dall'inizio. Cioè io prima di iniziare il percorso ho fatto uno shopping compulsivo di turbanti, sono andata a prendere la parrucca e cioè il fatto, nel momento in cui ho preso la parrucca ho detto beh, l'ho fatto, sono a posto, io sono tranquilla. Vedevi i capelli? Poi quando hanno cominciato a venire giù, io li ho messi dentro un sacchettino. Non li ho buttati via fino a un certo... È stata una cosa che effettivamente... Però posso dire, ho avuto anche lì il sostegno della famiglia che mi ha accompagnato, delle amiche, perché a un certo momento mi ha detto Milena, è assurdo che li tiriamo via un po' alla volta, tagliamoli, fine. E non è, anche quello non è una cosa facile, certo. Non è una cosa facile. E dopo, devo dire una cosa, vedere le cose da un'altra angolazione, anche il lavoro mi ha aiutato molto a non pensare alla cosa che stavo vivendo in quel momento, perché alla fine io sono per carattere, cerco sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, come si suol dire, quindi tutto sommato ho affrontato tutto continuando a fare la mia attività,
quando ero durante la chemio, ricevevo comunque le telefonate anche durante proprio la... Però l'ottimismo in quella fase è fondamentale. Nel momento in cui hanno rimosso, che hanno dovuto interrompermi la chemio, hanno dovuto rimuovere la protesi, ho aspettato un mese e mezzo, e poi il sostegno della famiglia. Mio figlio mi ha portato a sciare, e quindi è stata una cosa per dire: sono arrivata da un'altra parte, cioè posso farlo ancora? Anche se ho appena sostenuto la chemio, mi hanno tolto, sono così, ho la ferita, eccetera, però riesco ad andare avanti. Ed è quello che io il Trifoglio non l'ho trovato subito. Io sono 3 anni, è 1 anno e mezzo che faccio parte del Trifoglio Rosa, eppure mi ha dato tanto in questo periodo, perché proprio il fatto di poter condividere con altre persone che hanno vissuto la stessa cosa e che ti capiscono, perché dopo passi nella vita, dopo ogni tanto a casa me lo dicono sempre: sei cambiata mamma, perché cerchi di cogliere l'attimo. Guarda che se anche ti commuovi, non è mica da vergognarsi, sai, vai tranquilla, anzi, vivi l'emozione. Dopo quello che ti è successo, e quando mi dicono vieni, mentre una volta dicevo c'è il lavoro, c'è la casa, c'è la famiglia, c'è questo, io guardo e dico io vado. Certo, bravissima, bravissima. Milena, ma abbiamo una forza della natura qui a fianco, veramente, ma è professore. Così, è proprio così il discorso, cioè fondamentalmente è quello di guardare la luna e non il dito, ok? Guardare l'obiettivo. Ma questo non è, cioè, è facile parlarne, dopo bisogna esserci in quei momenti là, però se c'è un supporto forte, c'è una volontà forte nel crederci, secondo me queste cose si fanno. Non sono convintissimo, adesso non lo so, che non cambi niente, secondo me si cambia come c'è un pre e un post di quella cosa, come fa parte della vita, cioè voglio dire, nel andare avanti con gli anni si cambia, ma il cambiamento non è detto che debba necessariamente essere un peggioramento, è un qualche cosa che magari ti fa crescere, ma alle volte ti fa anche, non so, rallentare nel momento di vita iperfrenetico che magari uno ha, può essere anche un momento di riflessione. Adesso per carità, non è che uno dica per fortuna, però c'è del buono anche nel riuscire a fermarsi, non so se sei d'accordo. E a questo punto devo interrompere, perché continuano a lampeggiarmi, devo mandare la pubblicità. E siamo col professor Renato Zambello, professore associato di ematologia all'Università di Padova, che ringrazio sempre, queste meraviglie che abbiamo, ecco, questi addetti ai lavori che parlano chiaro, avete sentito dalle telefonate a casa, riescono a capire bene. La politica non riusciamo a capire, no, i politicanti, quello sono un altro, lo dico io naturalmente. E siamo anche con Milena Ballarin, che è atleta del Trifoglio Rosa di Mestre, che poi lascerà il posto a Chiara Meneghello, anche lei del Trifoglio Rosa di Mestre. Quello che però la mia domanda è anche questa, professore, anche l'importanza della ricerca. Si parla molto, è un mese ormai che parliamo di intelligenza artificiale, però anche il professor Gerosa mette sempre, e anche il professor Deitos che ho avuto ieri, l'etica e la morale, perché è facile parlare di intelligenza artificiale, ma bisogna sempre mettere a fianco queste due parole. Ecco, cosa ne pensa? La stanno divulgando, ascoltando quello detto il professor Deitos, in maniera anche un po' sbagliata, non dovrebbe essere spiegata così. Cos'è l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale è la possibilità di avere un numero infinito, enorme di dati raccolti dentro una mente che li elabora alla velocità molto più veloce di quella che può essere la tua. Dopo l'interpretazione, secondo me, è diciamo così, sempre importante che sia quella diciamo, che sta alla base, e l'interpretazione non può essere legata a una macchina, quindi secondo me, adesso magari dico cose che riguardano giusto il mio pensiero, in questo momento qua è un grande aiuto, un grande supporto, ma non può sostituire in nessun modo quello che è l'approccio umano della problematica. Gli esempi sono incredibili dell'intelligenza artificiale, parlando
poco tempo fa con un ingegnere che poi fa queste cose, diceva: l'intelligenza artificiale ti riesce a riconoscere immagini, ok? Riesce a riconoscere degli aspetti, riesce a riconoscere subito determinate caratteristiche, ma magari le riconosce per lo sfondo, non per l'immagine stessa, proprio perché metti insieme una mole di dati. Se il gatto è sempre sul sfondo bianco, lei associa lo sfondo bianco al gatto, e quindi bisogna considerare che siamo di fronte a delle informazioni, tantissime informazioni che tu come mente umana non riesci a elaborare con la stessa velocità, ma che poi vanno e richiedono un'interpretazione che deve essere quella fatta da persone. Un'altra cosa importante, professore, è capire quanto si è investito nella ricerca su queste malattie rare, che sono tantissime, però non sono abbastanza supportate perché poi di numero sono poche. Esatto. E allora questo limita quello che è l'investimento nella ricerca. Ma chi capita questo, esatto. Ma io ho questo, dimmi cosa posso fare. Ecco che anche qua la rete, l'informazione, queste persone che ecco l'importanza anche delle volte di questi strumenti di ultima generazione che cercano a capire, perché io ho avuto questa mamma con la bambina che gli hanno detto: signora, non sappiamo cosa dirle, ed è tornata a casa con questa bambina e ha detto: adesso io cosa faccio? E grazie a internet ha trovato altre realtà e si sono collegate, e da là è iniziato un nuovo percorso. Prego, professore. Allora, sicuramente la ricerca è il futuro. Se noi siamo oggi che certe malattie le curiamo, malattie che avevano una storia, come la leucemia mieloide cronica, per farvi un esempio, che avevano una storia di qualche mese, poi compariva una leucemia acuta dove praticamente o trapianto allogenico non c'era destino, e adesso sono curate con 4 pastiglie al giorno, e anche se le cose vanno bene puoi smettere anche quelle. Ricerca quella che ha permesso di poter arrivare a questo tipo di risultati, non certo per tutte le malattie, però è chiaro che nel momento che uno riesce a capire i meccanismi che portano a quel determinato problema, uno può intercettarli e cercare di superarli. Questo è fondamentale. Il problema dell'investimento su questi è tutto un altro discorso, perché è chiaro che, voglio dire, per quanto siano fondamentali le grosse industrie farmaceutiche, anzi essenziali, perché rappresentano poi il braccio, diciamo così, effettore della cura, braccio operativo. Esatto, diciamo così, nel loro contesto c'è business fondamentalmente, quindi cercare di investire su malattie molto rare, come per esempio anche quella malattia di cui abbiamo parlato noi, cioè un caso su 1 milione, capite ben che non è che un nuovo caso su 1 milione all'anno non è che meriti un grandissimo magari investimento, che ci sia grande investimento. Pur tuttavia la conoscenza dei meccanismi che stanno alla base di queste malattie rappresenta delle spinte in avanti importanti per cercare di curarli. Faccio un altro esempio: ci sono malattie che sono state orfane, chiamiamolo così, per tanto tempo, e poi alla fine la terapia, delle terapie che sono state in grado di cambiare in maniera definitiva la storia naturale della malattia, hanno fatto sì che ci sia stata molto più, come dire, informazione, molto più contatto. Anche il numero uno, l'unico, però può diventare importante. Ecco, queste cose qua rappresentano uno degli aspetti su cui comunque bisogna ancora lavorare. Perciò a casa sperate, perché queste persone che sono addette ai lavori ce la stanno veramente mettendo tutta. È la politica che deve investire in più nella ricerca. Siamo come paese, non siamo messi bene come investimenti, perciò vi prego, politici, adesso siete anche in cerca di voti, investite nella ricerca, vedete che i voti arriveranno dalle persone per bene che siamo noi. Allora andiamo a vedere questo servizio, che voglio farlo vedere sia al professor Zambello, commentarlo anche se magari non è d'accordo, o a Milena e a Chiara, poi lo commenteremo. Andiamo a vedere. Spiegaci, perché io faccio fatica se sto male e questa parte del corpo, ecco, è senza capelli, ma come tu hai detto, io sono ombretta, sono io, non è cambiato niente. Perché ti metti il fazzoletto? Ombretta, perché ti metti il fazzoletto? Meno male che ti faccio sorridere. Dai, ombretta, cara. Sai Mirella, è stata forse la cosa peggiore
è stato quando ho perso i capelli al terzo ciclo di chemio, quindi a febbraio. Lì proprio, sai, quando vengono via gli spazzoli, vengono via a ciocche praticamente, no? Che è una cosa che tu senti raccontare dalle altre tue compagne di stanza in reparto, da altre persone, però poi viverla è... E siccome io sono sempre andata molto orgogliosa dei miei capelli, mi sono sempre piaciuti tanto, e lì è stata una cosa che per me è stato un po' un trauma, e forse hai ragione, io uso la cuffietta. In realtà i capelli sotto ci sono anche, perché stanno crescendo, perché poi basta finire le chemie e i capelli crescono. Solo che c'è ancora un po' di remore da parte mia a mostrare questa peluria nuova che sta crescendo, che poi io la vedo anche come una ripartenza, perché sono nuovi. E perché li soffochi? Scusa, sai, loro vogliono ricrescere e tu li soffochi. Ti levi sto cavolo di fazzoletto che hai in testa? Ecco. Oh là, guarda che ho ragione io, che bella che sei. Beh sì. Ombretta, guarda che bella che sei. Ti ho fatto piangere, sono contenta. Ecco. Ti ho emozionato, vero Maella, che siamo riusciti a togliere? Guarda, sei emozionata anche Maella. E anche, guarda, ti abbiamo emozionato tutti. Non metterti più il fazzoletto da oggi. Ombretta, promettemelo. Va bene. Oh, sei perché... guarda, ma guarda, no che voglio farti un... sbaglio, Maella. Non voglio farti un complimento, ma sei più bella, sei tu. Ombretta, sei tu. Grazie. Prego, Maella. Su queste cose sì. Allora, professor Zambello, poi sentiamo anche la nostra Milena. Questo gesto importante, la sento spesso, Ombretta, mi ha ringraziato, ha detto ho un'energia diversa. Prego, professore. Tirare fuori la grinta. Tante manifestazioni sono quelle che ti possono aiutare a questo aspetto. Uno deve sentirla e allora la cosa si fa. Come dicevo prima, un conto è inseguire la malattia, un conto è esserci davanti alla malattia e dominarla per quanto possibile, perché sappiamo tutti quanti che non è che sia una cosa così scontata, ma essere davanti significa io non mi vergogno di niente di me, perché io guarirò, affronto la mia malattia per stare bene, perderò i capelli, ok, cioè è inutile, guardo la luna, non guardo il dito, questo è il messaggio che bisogna avere, non è facilissimo ed è anche molto più facile dalla parte di qua della scrivania che dalla parte di là della scrivania, però è un messaggio che in certi momenti, magari nei momenti in cui sei più disperato, uno nella sua mente va a raccogliere questa cosa e dice ma sì dai, proviamoci, proviamoci come è riuscita a fare lei in quel momento. Milena? Darsi degli obiettivi, è importantissimo. Cosa vuoi dire a Ombretta che sicuramente ti sta ascoltando? Che bisogna darsi degli obiettivi e sapere che dopo bene o male passa. Teniamo presente che nella mia storia, io 1 anno e mezzo prima della mastectomia avevo fatto un macroadenoma all'ipofisi, quindi di fatto ero reduce da un altro intervento. E quindi di fatto è stato veramente un periodo in cui ti vedevi in un tunnel, però bisogna sempre comunque cercare di superarlo, come ben diceva il professore. E oltretutto un'altra cosa che a me ha aiutato, che molti forse fanno fatica, è stato il fatto di io non ho mai nascosto la mia malattia. Cioè anche quando avevo la parrucca, che qualcuno mi diceva che bella piega, perché di solito non è che sia proprio quella che va dal parrucchiere tutte le settimane, e dicevo ma è una parrucca, quindi rimanevo un attimo Ascolta, così. Milena, perché abbiamo così paura di far vedere la testa pelata, cioè senza capelli? Nel senso, ti spiego, dove vediamo invece delle giovani donne, specialmente quei tatuaggi, le vedo che sono veramente rasate, ma rasate, e le guardi in maniera normale, cioè non è che, mentre se tu sai che quella persona ha la malattia, la guardi con altri occhi, mentre guardiamo la tatuata rasata a zero come niente, perché passa, vediamo questa persona in maniera diversa. Forse anche noi dobbiamo iniziare a cambiare, a guardare le persone in maniera diversa, perché voi lo sguardo lo sentite, lo recepite, se è uno sguardo che passa o se è uno sguardo che non vuole osservarvi perché ha paura di mettere in imbarazzo, perché funziona anche così. E anche noi forse dobbiamo fare un passo in avanti. Cosa dici, Milena? Sicuramente il fatto di
da parte della società, secondo me, e da parte anche dell'ammalato, deve cambiare l'ottica, non pensando di essere arrivati alla fine del tuo percorso, ma che sta iniziando, come diceva prima il professore, un nuovo percorso, è un nuovo periodo di vita, che però ti può dare tanto comunque in ogni caso, quindi non è che sia una... alle volte forse lo sguardo del terzo ci viene perché anche forse noi ci poniamo in un modo diverso, perché noi ci sentiamo succubi della nostra malattia. Osservati, diciamo adesso cosa... Se invece la cosa la butti fuori, riesci a esternarla agli altri, a condividerla, un dolore, se io lo condivido con gli altri, il dolore rimane, ma viene suddiviso, cioè diventa una cosa, e quindi secondo me quello è fondamentale con la famiglia, nel lavoro, nelle persone che ti stanno accanto, nelle associazioni come le nostre, che sono nate proprio per questo, per aiutarci a vivere, perché l'associazione dopo non è che sia solamente pagaiare in laguna, si dedica a mille altre cose, al cuscino del cuore per le persone che sono ammalate, oppure le gare, questo, cioè diventa tutta una serie di cose che ti aiuta a superare. E parleremo poi appunto con Chiara Meneghello proprio della questione più tecnica. Ecco, spero che rimaniate qua ancora un po' con me, perché anche dopo questa prima parte ci sarà una seconda parte. Se vi fermate avrei piacere, perché abbiamo anche la possibilità di spiegare, non è cosa da poco, davanti alle telecamere con tantissime persone che vi guardano. Questa sera vi potete vedere anche nel cellulare, perciò potete rivedere e risentire tutto quanto, ma soprattutto ecco l'importanza a casa di capire che dobbiamo supportare queste realtà, queste fragilità. Loro sono all'interno degli ospedali, questi magnifici addetti ai lavori che sono i chirurghi, i medici, ecco, i ricercatori, sono tutti che stanno cercando di farci guarire più in fretta che possono. Poi c'è l'altro aspetto che siamo noi, che dobbiamo supportare, la società, la comunità, che deve accogliere, deve includere. Abbiamo una telefonata, chi è in linea? Marianna? Carissima, buongiorno. Buongiorno. Allo staff e agli ospiti. Volevo dire una cosa, io ho 82 anni, mi ricordo mia mamma quando nel 92 si è scoperta un tumore al seno, poi è stata operata malamente proprio da criminali, da tribunale, non importa, dettaglio. Con le terapie successive che ha fatto, la piaga sul braccio perché era fuoriuscito il liquido e compagnia bella, insomma, in parole povere, lei non voleva che nessuno, abitiamo in un paese, che nessuno sapesse che lei aveva un tumore al seno, che poi si è dilatato, progredito, metastasi, eccetera. Ma per dire... altro che gli americani che lo dicono chiaro e tondo, ho un tumore, ma dimeti la stupidità umana. Non ho parole, basta, fine del discorso. Ti ho riconosciuto, cara Marianna, sai, da parte mia e da parte di tanti di noi della famiglia e delle fragilità, un grande abbraccio a Marianna per la sua umanità e sensibilità, ti ringrazio sempre Marianna. Allora professore, come rispondiamo a Marianna, poi ci salutiamo? Ci deve essere, insomma, rispetto anche per la sofferenza e rispetto anche per questa specie di, come dire, tutela che uno si dà su se stesso perché si vede trasformata. Questa è una cosa. Dare rispetto alla, come dire, essere messo da parte, c'è un grosso salto, quindi fino a un certo punto uno può accettare e dire ok, magari uno non ha piacere che si sappia, io rispetterei questa cosa, non andrei a dirlo a te, però da quell'altra parte guarda che questa situazione qua è un momento, spero, forse non nel caso della mamma della nostra ascoltatrice per problemi di età e così via, però anche lì c'è modo e modo, come dire, di arrivare a un fine vita con quella dignità che secondo me non deve mai mancare in qualsiasi momento, in qualsiasi fase delle malattie. Abbiamo Sandra da Treviso. Ciao Sandra.
Sì, ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao. Riguardo al discorso appunto della testa senza capelli, io sinceramente alzo le mani, nel senso che lascio questa scelta alla persona che è già provata appunto dalla malattia, diciamo così. Forse si sente meglio, so che è sbagliato, ma in quel momento già stai male, devi sforzarti di fare cioè la vedo un po' come una forzatura, quindi in quel caso io lascerei proprio al singolo diciamo così, la scelta. E niente, poi mi ricordo, io ho quasi 60 anni, mi ricordo mia mamma quando eravamo piccoli, e spero che lo facciano ancora, quando c'era qualcuno che vedevi che era in difficoltà, una persona diciamo diversamente abile o comunque con qualche problema, i bambini di solito guardano, ma non per cattiveria, guardano perché vedono una cosa strana, una cosa che poi si capisce. Gli strattoni di mia mamma che mi davano diceva non si guarda, nel senso non mettere in imbarazzo la persona che già di per sé magari ha qualche difficoltà nel relazionarsi, ecco, con le persone. E questo penso sia un insegnamento che capisci più tardi, però che nel momento in cui non lo capisci ti deve essere dato. Ultima cosa riguardo le malattie rare. Io penso, ed è ovviamente una cosa opinabile, un parere opinabile, che sia una lotta un po' impari, nel senso che, vi faccio un rapido esempio, tante volte sento la pubblicità, le cotolette di Mr. X eccetera, con carne derivata dalla mancanza di antibiotici nell'ultimo anno della vita dell'animale, ma di cosa stiamo parlando? E prima? E tutti quelli che non fanno questa pubblicità e continuano a dargli antibiotici finché la carne non viene macellata e poi noi ce la mangiamo? Cosa provocano quegli antibiotici, quelle sostanze che vengono date o quei anticrittogamici che vengono dati magari in prodotti importati che quindi noi ci mangiamo, quindi non c'è il controllo? Cioè è una lotta un po' impari, nel senso che sì, la ricerca ci deve necessariamente essere, io ci credo e anche ho contribuito e contribuirò in questo caso per la ricerca un po' su tutte le malattie rare, però ho questo dubbio, una lotta impari, nel senso che noi ricerchiamo ma le cause tra virgolette ce le mangiamo. Ecco, vi lascio riflettere su questo, grazie, buona giornata. Io aggiungo anche i PFAS se vuoi, così la facciamo tutta, visto che questa mattina proprio queste mamme da nord e sud, le mamme PFAS saranno proprio ricevute dal Papa, ci sarà una persona, una mamma che parlerà a nome di tutte queste mamme da nord a sud, perché ancora una volta queste donne si sono messe in prima linea e si stanno combattendo anche per questo inceneritore che sorgerà a Fusina, e loro sono completamente contrarie, perciò pensate alla forza della natura di queste donne che sanno veramente cosa fanno e perché lo fanno. Un'altra cosa volevo aggiungere a Sandra. Io non ho obbligato, semplicemente Ombretta mi è venuto spontaneo a chiederlo, poteva anche dire di no, poteva non farlo, non me la sento, bastava non farlo, era un gesto che io non potevo obbligarla, però ti posso assicurare che da quel giorno Ombretta è cambiata, ha trovato un'energia che non aveva il coraggio di tirare fuori, e poi chi ce l'ha, chi non ce l'ha, vero professore, come commentiamo e come ci saluta, prego. Esatto, cioè queste cose qua devono essere, diciamo, un equilibrio tra il rispetto di quella che è la situazione ma il tentativo di dire forza, reagisci, far tirar fuori quella grinta, quella voglia di reagire, di combattere, e ripeto per l'ennesima volta di essere davanti alla malattia e non doverla inseguire, perché non la raggiungerai. Come ci saluta, professore? Io penso, mi trovo in una fase di vita, come vedete, verso la pensione, e posso solo dirvi che nel mondo dell'ematologia, quando io ho cominciato, c'erano malattie che avevano un'aspettativa di vita di mesi o di qualche anno, e adesso c'è guarigione per questi, quindi di tutte ovviamente non ho potuto toccare con mano, ma indubbiamente in questi 40 anni, 45 anni di lavoro non posso che dire che le cose vanno avanti con la possibilità di ottenere dei risultati migliori, e quindi non posso che dare speranza, ecco, dare speranza per non arrendersi e sperare che diciamo la conoscenza e la ricerca possa riuscire a sempre di più affrontare queste malattie e superarle. Grazie professore Renato Zappini.
Zambello, professore associato di ematologia all'Università di Padova, di essere stato con noi, di averci ancora una volta aperto questa mente, ecco, questo sguardo, e soprattutto credere nella ricerca, nella scienza, e credere anche alla medicina, e fidarsi di queste persone che veramente ce la stanno mettendo tutta, perché è diventato difficile anche morire, abbiamo una testimonianza, perciò se ce la mettiamo tutta forse ce la faremo. Certo. Grazie al professore. Grazie, mentre Milena rimane con noi, pubblicità. Arrivederci. È una specie di lago quello che è entrato all'interno di questa azienda che da 40 anni produce imballaggi. Il signor Franco ci sta facendo fare quello che mi viene da dire è il giro della desolazione, della devastazione. Signor Franco, pensava una roba del genere? No, non avevo mai pensato a una cosa di questo genere qua. Io pensavo 10 cm di acqua, 20, perché il capannone è abbastanza altino anche rispetto in fondo. Però questa rottura di un metro di acqua con tutto questo fango per terra, non sapevo queste cose qua. Ecco, lei è molto preoccupato ovviamente per tutti i macchinari, per il materiale per la consegna, per... Quello là meno, il materiale della consegna, eccetera. I macchinari non possono più partire. 8 i dipendenti, un'azienda aperta dal 78, signor Franco. Sì, sappiate. Una vita davanti agli occhi di Franco Vedovato, che questa azienda l'ha creata nel 1978. Allagata la ditta, allagata anche la casa. Il panorama è desolante, l'argine ancora rotto, l'acqua dalle 3:20 di stanotte non ha mai smesso di entrare, trasformando la Regolenale in un lago. Molti parenti accorsi per aiutare, da stanotte qui non si fa altro che spazzare acqua e fango. Gli strumenti del mestiere sono diventati le scope, tutti indossano gli stivali, sono in azione le pompe. Signora, un disastro, lei prima aveva le lacrime agli occhi. Una catastrofe inimmaginabile. Se vuole andare dentro a vedere, l'acqua è venuta con una forza che non ci siamo neanche resi conto. Dicono abbia rotto alle 3. E mia mamma si è accorta perché il cagnolino piangeva, si lamentava, ha chiamato i vigili, è scesa dalle scale e ha trovato la casa allagata. Primo passo, liberare case e aziende dall'acqua, poi si penserà alla conta dei danni. Come tutto. Allora, stavamo parlando con queste ospiti, è arrivata anche, come vi avevo promesso, Chiara Meneghello, buongiorno. Sempre atleta del Trifoglio Rosa di Mestre, che ringrazio di essere qui. Buongiorno. Saluto anche Caterina Terrazzani, referente area sicurezza Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie anche a lei di essere qui, Caterina, per anche capire cosa succederà. È facile dire fai rendicontazione, fai le fotografie, fai tutto, psicologicamente avete visto non riescono neanche a parlare, sono proprio a terra. E saluto anche Vincenzo Clarizia, tecnico meteorologo, che è collegato con noi da Jesolo. Allora partirei proprio da Caterina, buongiorno, grazie anche a lei di essere qui, da Caterina Terrazzani. Ecco, come si diceva, è facile dire fate foto, rendicontate, ma io in quel momento vedo quello che mi è capitato e forse qualcuno doveva pensarci prima, lo dico io, Caterina, visto che le grida di aiuto, i segnali da questi ricercatori che abbiamo, da queste persone che studiano il nostro territorio, si sapeva benissimo la fragilità e quello che non accade in 500 anni dopo accade in mezz'ora. Ecco, cosa vuole dire a questi imprenditori? Perché reagire, sì, certo, visto come sono andate le cose in altre situazioni, è facile dire reagisci, vedrai che ci saremo. Prego Caterina. Sì, beh, allora secondo me la parola chiave in questa situazione che vediamo e che purtroppo abbiamo già visto è prevenzione. Perché la prevenzione, che si parli di eventi meteorologici piuttosto che anche di sicurezza sul lavoro, che è l'area insomma di mia competenza, è fondamentale. Non si può ragionare sul dopo, cioè adesso c'è l'impegno, abbiamo visto la solidarietà, insomma per fortuna c'è, però la prevenzione è fondamentale e quindi bisogna fare dei ragionamenti prima che succeda e pensare anche alle ipotesi, a più ipotesi possibili, quindi fare una sorta di valutazione dei rischi.
pensare a come anche fare in modo che non accada quello che abbiamo visto nel servizio prima dell'azienda. Purtroppo i macchinari sono costi che l'imprenditore non è tenuto a tenere, nel senso che comunque lui fa i suoi investimenti, ha speso tanti soldi anche per fare innovare i macchinari e poi si trova in una situazione che purtroppo non dipende da lui. Sentiamo anche come commenta questo tecnico Vincenzo Clarizia, meteorologo. Ecco, in poco tempo abbiamo visto cosa è successo, quanta acqua è caduta, però cioè la prevenzione voi l'avevate fatta, attenzione, guardate che il clima sta cambiando, guardate che dovete supportare, dovete investire in questa fragilità che è il territorio, siamo un territorio fragile, non possono dire che hanno fatto quello che potevano, perché invece di fare 20 bacini di laminazione abbiamo bisogno di 100 bacini di laminazione, lo sapevi, si doveva investire di più. Io dico sempre, lo dico io, non lo dica lei, perché non voglio che lo dica lei, che invece di fare la pista da boss o terza, quarta, quinta corsia, se mettono in sicurezza il territorio forse sarebbe meglio per tutti. Questa si chiama prevenzione, infrastrutture importanti per la prevenzione. Prego Clarizia. Sì Mirella, intanto grazie per l'invito alla tua trasmissione, sempre gradito. Purtroppo è vero, siamo sempre più soggetti a questi cambiamenti climatici, ormai è alla portata di tutti, ne parlano tutti in televisione, gli esperti, climatologi, politici, tutti quanti, quindi bisogna mettersi in testa che la priorità da oggi in avanti, per evitare quello che è successo a questo povero imprenditore, è quella della prevenzione, come diceva la signora Caterina. La prevenzione è quindi una giusta valutazione dei rischi, perché i rischi ci sono, perché gli eventi climatici avversi, purtroppo, d'ora in avanti saranno sempre più frequenti, quindi aumentando la frequenza di questi fenomeni meteorologici avversi, estremi, aumentano quindi i rischi. E quindi dobbiamo porre rimedio prima che accadano queste catastrofi. E ad esempio la prossima settimana, io già da adesso, lo dico già da ieri, ci sarà nuovamente un'allerta meteo da martedì, mercoledì. Quindi sappiamo che la situazione meteorologica è questa, cominciamo a prendere i provvedimenti già da adesso. Questo è importante soprattutto la prevenzione e la giusta informazione, perché l'informazione deve essere corretta sempre, è precisa e anticipata, cioè deve essere preventiva, nel senso che io devo sapere 1 giorno, 2 giorni prima che vada incontro a questi pericoli, perché così io riesco a salvare qualcosa dalla mia azienda, oppure riesco a mettere, togliere le robe dalla cantina, che magari saprò che si allagherà. Quindi la prevenzione, come diceva la signora Caterina, è l'informazione, la giusta informazione preventiva. Ecco perché è importante prevenire. Io, nel mio servizio meteorologico che faccio, ho costituito delle broadcast su Facebook, su WhatsApp, e lì informo i miei utenti, ho oltre 3.000 persone registrate a gruppi di WhatsApp, io li avviso già da qualche giorno prima che ci saranno questi eventi estremi e tengo aggiornati sempre durante anche gli eventi meteorologici avversi. E questo è importante perché la gente deve sapere e deve sapere prima. Allora, Clarizia, intanto ringrazio per questo approfondimento che ha fatto su quello che si può fare agendo, non blatterando, agendo. Siccome abbiamo gli strumenti per farlo e paghiamo pletore di persone che dovrebbero fare questo e invece ci ritroviamo ogni volta che qualcuno passa il cerino. È colpa del cielo, è colpa dell'acqua, è colpa della terra, ma l'università ha detto così, 300 anni, ma chi se ne frega? Tu guarda quello che dicono i ricercatori, gli esperti, i meteorologi, come ha detto lei, io informo, io cerco di far capire che a casa qualcuno deve rimboccarsi le maniche e fare prevenzione mettendo in sicurezza il garage, la casa, il piano terra, perché l'ho preparato. Ma io mi domando, ma di cosa stiamo parlando allora? Stiamo parlando al vento? Stiamo parlando a qualcuno che non vuole ascoltare? Anche perché poi, Clarizia, io ho i responsabili di queste partecipate, così si chiamano, sono consorzi, che tutti fanno tutto, puliscono, mettono in sicurezza,
Poi vediamo come siamo presi con i fossi, con gli argini. Allora io mi domando, ma stiamo parlando a chi? Perché queste persone sono pagate, noi paghiamo queste persone, noi paghiamo le tasse su questo per fare prevenzione e mettere in sicurezza. Però qualcuno non ascolta. Allora cosa vorrebbe dire a queste persone, visto che la prossima settimana avremo ancora un'allerta? Prego Clarizia. Sì, sicuramente la cosa principale per prevenire è di cercare di pulire il più possibile i canali di scolo, oppure che ne so, andare in giro, diciamo, per le città e vedere le criticità che ci sono città per città, perché ogni città ha la sua criticità, la sua zona, la sua piazza che magari va sotto acqua prima. Quindi magari fare prevenzione, l'unica cosa è quella di fare prevenzione e investire. Purtroppo adesso per quest'estate non si potrà far nulla perché ci vogliono i tempi diciamo, i tecnici per poter fare diciamo, dei canali di scolo nuovi, oppure di pulire i fossi e tutto il resto. Però se già entriamo nell'ottica che questi cambiamenti climatici purtroppo porteranno sempre più frequenti queste diciamo, non le chiamiamo bombe d'acqua, chiamiamo nubifragi, che sono impressionanti, perché le faccio un attimo due numeri. La notte scorsa, tra la notte del 15 e il 16, sono caduti ben 130 mm in 4-5 ore. Cioè vuol dire che 131 litri su un metro quadro è una quantità di acqua che magari una volta cadeva in un mese o un mese e mezzo. Quindi questo ci dobbiamo mettere in testa, che purtroppo le precipitazioni oggigiorno, con questo aumento delle temperature climatico, saranno sempre più frequenti e più ingenti. Allora, quella che invece fa prevenzione anche con la tecnica, che è molto importante, è Chiara Meneghello. Stiamo parlando naturalmente del trifoglio rosa. Prima abbiamo sentito Milena Ballari, adesso sentiamo Chiara Meneghello invece per quanto riguarda la tecnica, che è importante, perché non serve solo una cosa, bisogna fare di più e la tecnica è importante. Prego. Chiara. Allora, grazie, è importantissimo, è una cosa, la tecnica della pagaiata nel Dragon Boat è una cosa che si impara, diciamo, in un po' di tempo, anche grazie sicuramente al nostro allenatore Massimo Ursotti, che salutiamo, allora. Che salutiamo. E che ovviamente richiede del tempo proprio per essere assimilata. Magari si può pensare erroneamente che si muova quando si fa del Dragon Boat solo le braccia, quello in particolare della pagaia, invece no, è proprio un movimento di tutto il corpo, si muovono le braccia, si usano gli addominali, si usano ovviamente anche le gambe. Nel caso poi delle BCS, quindi delle donne operate al seno che pagaiano, ha anche uno scopo quasi terapeutico, fisioterapico, come diceva prima Milena, e grazie appunto anche al dottor Mackenzie canadese si è scoperto che il movimento naturale che si fa appunto pagaiando comporta e dà beneficio a quello che è un problema che tantissime di noi purtroppo hanno, e che è il linfedema. Cioè nel momento in cui si ha un'operazione al seno, spesso quando ovviamente si subisce anche lo svuotamento ascellare, si hanno problemi di questo tipo. È sostanzialmente un massaggio naturale, la pagaiata, che aiuta anche nel recupero o comunque ad alleviare un po' quella che è questa problematica. Avete capito? Tante cose si possono fare, l'importanza è crederci e agire soprattutto. Certo. Ecco, agire anche perché abbiamo queste associazioni che sono meravigliose, sono tantissime in tutto il territorio, basta crederci, io devo guarire, io devo farcela, perché se ce l'hanno fatta loro ce la potrò fare anch'io. Allora andiamo a vedere adesso queste aziende in ginocchio e poi ritorniamo da Caterina Terrazzani. Andiamo a vedere aziende in ginocchio. Adesso parte il servizio, eccolo qua.
Io la sera che l'acqua è venuta fuori da lì, sono andati a vedere e lì c'erano tutte le ramaglie, i pianti, i detriti che facevano da ostruzione al ponte. L'acqua tracimava sopra il ponte e poi il resto è venuto giù di qua. E lì è stato... Quindi è proprio una cosa precisa, insomma, manca la manutenzione. Non c'è assolutamente manutenzione, ma secondo me non solo qui nel nostro territorio, a partire dalle origini del torrente, da Schio o su di là. Il disastro poteva essere evitato. All'abbassarsi del livello dell'acqua ora sono le polemiche che vanno a gonfiarsi. C'è chi lamenta il mancato preavviso con opportuni allarmi, chi denuncia l'apertura in ritardo dei bacini di laminazione, chi sottolinea l'eccessiva cementificazione senza le opportune misure di contenimento dei torrenti. Sono in molti a sostenerlo, tra gli intervistati oggi a Isola Vicentina, come anche più a nord, a Malo, dove i torrenti, oltre ad aver distrutto 2 ponti, hanno sommerso per oltre 1,5 metri la zona industriale di Monte di Malo. È uscita un torrentello qui a nord della zona industriale che è sceso in strada e la strada ripida ha portato giù un bel po' d'acqua, ma è arrivata tutta in un momento. Qui, se vedete, le vetrine sono saltate perché una volta che è arrivata a un livello alto ha buttato giù le vetrine, i portoni in fondo, è stato il disastro. Ma non solo qua, tutti i vicini, il vicino qua è 1 metro sotto, lui si è salvato per un pelo perché era giù in garage e voleva salvare le macchine, è che per una poca cosa, perché dico, se fosse stata una cosa grande, uno straripamento no, per una cosa che si poteva evitare, un disastro del genere, perché se andate su ci sono industrie che decine di milioni appena fatte, che è una cosa fuori non ha senso a subire questi danni, certo, per una cosa del genere. Io ho visto qui c'erano delle persone che hanno dato una mano. Però la rete non ha funzionato, o sì, secondo lei? Potevano fare diversamente? Potevano. È fatica a dire se potevano fare diversamente. Il tempo è quello che è, che anche ieri sera aspettavano un'altra ondata, invece non è arrivata, per fortuna, e allora va bene così. Allora, va bene così, Terrazzani? No, non va bene così, bisogna avere il coraggio anche di dire le cose che non vanno bene, le cose che si possono fare. Ecco, questi italiani che si rimboccano sempre le maniche da nord al sud per migliorare il territorio, perché questa è la qualità della nostra società. Ecco, basta vedere le associazioni di volontariato che poi sono le prime che si muoiono quando vedo questi politici con tutte queste divise, come andassero loro a togliere l'acqua, a spalare. Ma perché si mettono la divisa? Devo ancora capire. La divisa dovrebbero mettersela i volontari, le persone che veramente, ma in quel momento è importante. Prego, Terrazzani. Sì, le immagini che vediamo in questi giorni, ma ripeto, ho detto anche prima, purtroppo le abbiamo già viste e riviste. E da un lato fanno vedere sì l'impegno e anche la forza, insomma, di questi imprenditori. Noi, insomma, seguiamo la Confartigianato, segue le imprese artigiane, sappiamo che l'artigianato e l'imprenditore artigiano, insomma, vive per il lavoro, ci crede, ha fatto nascere la propria attività, e vedere che la propria creatura viene distrutta da aspetti che non riguardano di per sé l'imprenditore, perché l'imprenditore, ricordo che per la sicurezza sul lavoro, che è l'area che seguo, deve fare una valutazione dei rischi dell'azienda e quindi deve pensare e valutare a quali sono i rischi a cui sono soggetti i propri lavoratori e lui stesso, insomma, il proprio capannone. E pensare anche a delle misure, quindi a cosa fare per fare in modo che il rischio si riduca, si avvicini allo zero. In questo caso la valutazione dei rischi è molto molto difficile, nel senso che sì, appunto, abbiamo visto, sono cose anche che non dipendono dall'imprenditore, quindi può solo fare secondo me, ecco, magari lo dico così, può solo fare dei piccoli interventi. Nel senso che, vedendo anche il servizio di prima, l'imprenditore tendenzialmente, insomma, i macchinari, tutte le aziende manifatturiere hanno i macchinari piantati a terra, anzi ben fissati a terra, dico, dal punto di vista della sicurezza. L'aspetto legato al alzarsi, quindi anche al ridurre il rischio alzando tutto quello che è possibile, sì, è un impegno, è un grandissimo impegno, in certi casi non si può neanche fare, in altri sì, quindi lo diamo magari anche come idea,
aspettando che poi la politica faccia il suo, però lato imprenditore, quindi lato nostro, dell'associazione, insomma anche dico fare dei ragionamenti per quello che si può, ovviamente, perché è facile dirlo, poi magari realizzarlo è un po' più difficile, per mitigare e ridurre il più possibile il rischio. Allora andiamo a vedere anche le immagini del maltempo a Padova sui colli Euganei, a Teolo in particolare, e chiederei anche a Vincenzo, Clarizia, ecco, questo cambiamento climatico che specialmente la politica fa fatica a capire. Noi abbiamo sentito dei numeri uno della politica che hanno detto non è vero niente che c'è questo cambiamento climatico, ecco, ognuno la vede alla propria maniera, ma non è vero. Cioè anche difendere l'indifendibile, ecco, è questo che io mi domando. Ma chi sei tu per dire o smentire l'addetto ai lavori, quello che ha studiato, che sa di quello che parla? Perché veramente ormai sentiamo veramente delle cose inammissibili. Come si fa a dire che non è vero che c'è il cambiamento climatico? Prego Clarizia. Sì, purtroppo devono avere le fette di prosciutto davanti agli occhi. Io quando vado a scuola, anche i ragazzini dalla quarta, quinta elementare, prima media, capiscono che siamo arrivati al limite, che i cambiamenti climatici ci sono. I dati parlano chiaro. Le temperature medie annue stanno aumentando sempre di più, di 1,7 gradi siamo arrivati adesso. E quindi purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Io farei un piccolo appello, se mi permetti, ai politici adesso ci sono le elezioni, quindi io direi a questi politici, invece di andare in giro per le piazze magari a fare propagande, andate a trovare questi imprenditori, andate a trovare queste persone che stanno soffrendo e che hanno patito questi danni, almeno come solidarietà. Quindi non mettetevi la giacca e la cravatta, ma magari mettetevi gli stivali e andate a dare una mano a queste persone, perché alle promesse devono seguire i fatti. Questa non vuole essere polemica, però è un invito che faccio. Clarizia, che estate ci aspetta? Perché noi siamo anche curiosi, si sa benissimo che è difficile prevedere il famoso detto vecchio al tempo non sai che comanda, mi diceva mia nonna, però qualcosa si sa perché avete una strumentazione diversa, una ricerca diversa. Ecco, cosa ci aspetta? Ecco, che estate si può prevedere? Ci sarà un caldo incredibile che dura poco, poi siccità, cosa succederà? Sì, diciamo che lo scenario attuale vede la porta atlantica purtroppo ancora aperta. Le alte pressioni sono ancora abbastanza distanti, sia quella nordafricana che quella delle Azzorre. Quindi sicuramente per almeno tutto il mese di maggio e i primi di giugno ancora ci sarà questa dinamicità. Poi per incontro, diciamo, all'estate le previsioni noi meteorologi non possiamo spingerci oltre, però un fatto chiaro è quello che grazie a questi cambiamenti climatici purtroppo avremo sempre delle settimane di siccità, di caldo forte con temperature oltre 40 gradi e poi magari interrotti da dei break temporaleschi con degli eventi anche estremi, purtroppo, come è accaduto anche lo scorso anno. Quindi sarà un'estate, al mio avviso, ballerina, se vogliamo usare questo termine un po' pittoresco. Perciò con nubifragi, perché non si chiamano bombe d'acqua come mi avete insegnato voi a usare il termine giusto. Bomba d'acqua non esiste, esiste il grande nubifragio, ma soprattutto quello che voi state cercando di far capire, lei in particolare, e lo dico anche a Caterina Terrazzani, l'importante di prevenire, di parlare, abbiamo gli strumenti. Ecco, dopo aver sentito Clarizia Terrazzani, come vi comporterete? Perché lui è stato chiaro su quello che ci aspetta e quello che dobbiamo fare, perciò riguardano anche le imprese, i lavoratori. Prego. Sì, certo, diciamo che l'impegno deve essere da parte di tutti. C'è chi ha un ruolo strategico, l'abbiamo citato prima, insomma, la politica, e quindi nelle scelte anche infrastrutturali, e chi ha un ruolo minore ma comunque ha un ruolo, quindi anche gli imprenditori, al di là del fatto che subiscano questi eventi atmosferici, insomma, importanti, gli imprenditori e i loro lavoratori, sempre nella fase della prevenzione, ripeto quello che ho detto, ma è meglio ripeterlo, hanno un piccolo ruolo, ecco, perché l'impegno che vediamo e che stanno avendo le persone in queste ore, insomma, di sistemazione, una parte potrebbe anche essere utilizzata
in prevenzione. Come? Quindi l'ho già detto, lo ridico, anche l'aspetto legato alla sistemazione e alla pulizia dei capannoni che vediamo in queste ore. Magari ci sono degli accorgimenti che imprenditori e lavoratori, quindi noi comunque assistiamo le nostre imprese Vediamo artigiane. Anche le immagini, prego la regia di mandare in onda anche queste immagini, intanto che la nostra appunto Terrazzani parla di queste immagini che abbiamo in tante località, da Padova a Venezia a Udine. Prego Terrazzani. Prego, mi ha sentito? Si è bloccato? Eccola qua. Ho perso il collegamento, Mirella. No, tranquilla, continui pure, intanto vediamo anche le immagini che la regia manda sugli allagamenti che abbiamo da Padova a Udine a Trieste, abbiamo dappertutto. Prego. Certo, e quindi sì, stavo dicendo che piccoli accorgimenti rispetto alle scelte strategiche che può fare la politica, però siccome noi siamo dal lato degli imprenditori e quindi anche dei loro lavoratori, per quello che si può fare nelle aree di competenza, penso ai piazzali dei capannoni, all'aspetto della pulizia, anche dell'eliminazione di tante cose che poi magari anche non più utilizzate, che ritroviamo nei capannoni, negli opifici. Insomma, ecco, questo impegno potrebbe essere quello che l'imprenditore, che ricordo ha già tante altre incombenze, perché deve pensare alla sicurezza dei propri lavoratori costantemente, e lo fa anche con investimenti, potrebbe avere un'attenzione legata appunto a queste piccole accortezze della prevenzione per gli eventi meteorologici. Ecco, quindi gli chiediamo agli imprenditori un piccolo sforzo in più di quello che già fanno per la prevenzione, quindi fare anche delle scelte di posizionamento. Penso a tutti gli aspetti dei server nelle aziende, i computer, sono banalità, però nel momento in cui vediamo queste immagini dei canali e dei fiumi che si alzano, ragionare anche su aspetti di posizionamenti strategici di quello che si può, perché prima abbiamo detto il macchinario difficilmente si alza, ma altri magari piccoli ambiti dobbiamo farle prima queste scelte. Parlo dal punto di vista ovviamente dell'imprenditore, quindi delle piccole aziende artigiane, ma anche a casa. Purtroppo è così, abbiamo i garage e le cantine piene, purtroppo, e nel momento in cui abbiamo cose importanti, se si può ovviamente, magari spostarle in punti più strategici, perché finché non ci sono azioni più importanti dalla politica bisogna fare quello che si può, ecco. Mi scusi Terrazzani, ma mi sembra che i politici li paghiamo, non è che stiano facendo volontariato. No, non so, perché a questo punto mi viene anche il dubbio, perché mi sembra che quasi quasi si facciano un favore, ma noi li eleggiamo e li paghiamo, però non è che sono là gratuitamente, e li paghiamo per fare il bene del territorio, per fare quello che serve al territorio. Ma se andiamo tutto da un'altra parte e non mettiamo in sicurezza anche, ma non solo a livello, adesso abbiamo questo problema che si ripeterà, come ha detto Clarizia, però è quello che io vedo anche nella sanità, che ha Milena Ballarin, sono queste liste d'attesa. Questo signore che ha chiamato, anche lui con un problema di oncologia, che non riesce neppure a fare la visita, che gli è stata cancellata, e giustamente diceva: ma io vorrei anche sapere il perché mi hanno cancellato questa visita che aspetto da un anno, e chiamo e non mi risponde nessuno. Cioè dobbiamo mettere anche in sicurezza anche queste persone, o sbaglio? Perché qua mi sembra che tutto vada bene, Madama la Marchese. Io sono una delle poche che invece ha coraggio di dire che non va per niente bene, anzi non va per niente bene. Prego Milena, cosa vuoi dire? Riguardo a questo? Sì. Allora, sicuramente le liste d'attesa a livello sono lunghe, sono eterne, nonostante hai la priorità devi sempre, comunque in ogni caso, io che devo fare ad esempio delle visite ricorrenti, devi metterti in lista d'attesa, ti richiamano e dopo ti danno l'appuntamento nelle ore più assurde. Ma vale da azienda a azienda, oppure quello che riscontri
voce è che dappertutto è così? Perché ho sentito anche il nostro direttore generale Benassi invece ha detto che qua a Treviso anzi sono molto attenti a queste liste. Allora, io parlo chiaramente nel momento in cui vado a fare degli esami, li faccio a Venezia perché chiaramente sono a Venezia. È vero anche che gli interventi che ho fatto li ho fatti in Verdi la Verità in provincia di Treviso perché di fatto sia l'uno che l'altro. Però secondo me il problema delle liste d'attesa è un problema che sicuramente deve essere risolto soprattutto per certe patologie, anche perché poi ti danno magari l'appuntamento in condizioni non applicabili. Noi avendo Venezia che è sicuramente una zona disagiata, dare l'appuntamento a una persona anziana, andare a fare la visita che magari risiede in terraferma ma a Venezia centro storico, per il caregiver o chi lo supporta può costituire un grosso problema. Abbiamo Carolina da Zero Branco. Ciao Carolina. Buongiorno a tutti, io sono Carolina di Zero Branco, provincia di Treviso. Avevo una domanda per il meteorologo Clarizia Vincenzo. Ultimamente in questi giorni si vede un giorno d'estate e un giorno d'inverno, quindi la natura ci sta dando molti scherzi ultimamente. E volevo chiedere se fosse possibile capire quest'estate se sarà un'estate molto calda, fredda o se ci porterà questi scherzi anche durante il corso dell'estate. Grazie Carolina, a dire la verità aveva già risposto, ma comunque può essere che Carolina non fosse collegata, perciò rispondiamo alla nostra Carolina da Zero Branco. Prego Clarizia. Sì, Carolina, intanto grazie per la telefonata. Diciamo, avevo già accennato prima che andiamo avanti con un'estate sarà abbastanza ballerina, quindi avremo alternative al tempo caldo e quindi afoso, anche delle giornate magari break temporaleschi. Questi purtroppo saranno anche di forte intensità perché l'energia in gioco è sempre molto alta. Diciamo che almeno fino a giugno la dinamicità sarà elevata, quindi avremo, che ne so, 4-5 giorni di bel tempo, come adesso abbiamo un weekend qui a Jesolo, splende il sole finalmente, quindi invito tutti quanti a venire al mare perché le giornate di oggi e domani sono splendide. Però anche domani, vero? Avremo anche domani fino a una certa ora del pomeriggio, poi ci saranno degli annuvolamenti. Ecco, allora io inviterei anche, grazie Clarizia, anche Chiara Meneghello magari a mettersi in contatto con Clarizia, allora magari un po' di giorni prima di uscire chiamate Clarizia, vero Clarizia, per dare delle informazioni a queste donne che ce la stanno mettendo tutta per cercare di fare anche capire l'importanza dello sport anche in una malattia anche molto pesante, che hanno bisogno di vedere il sole e il cielo azzurro quando escono, magari loro escono anche con le nubi perché non gliene può fregare di meno, l'importante è uscire e fare squadra. Come vuoi dire Chiara in merito proprio a questo tempo che anche voi siete condizionati anche da questo? Siamo abbastanza condizionati ovviamente dalle condizioni meteorologiche, anche perché le uscite sono sempre fatte in sicurezza e quindi si esce quando e se le condizioni del tempo lo permettono. Eravamo interessate sia io che Milena alle previsioni di domani perché una ventina. A che ora uscite? Allora, noi usciamo a seconda della giornata in orari più o meno simili, comunque generalmente nel pomeriggio. A che ora? Che così sentiamo? Allora, domani siamo impegnati nella Vogalonga e quindi è tutta la giornata perché partono alle 9 le nostre ragazze e poi il rientro è previsto per il pomeriggio, però tardo pomeriggio, quindi 18-19? Sì, 17:30. Clarizia, quando devono arrivare? Prima che arrivi qualcosa di non gradito. Abbiamo visto l'acqua che è scesa da Rialto, è una cosa pazzesca quella che abbiamo visto. Prego Clarizia, cosa dice a queste meravigliose donne? Queste meravigliose donne dico che domani potranno benissimo andare a vogare e quindi ci sarà bel tempo, fino alle 5, alle 6 di sera di pomeriggio è garantito il bel tempo e brezze di vento.
il maltempo arriverà poi nella notte, quindi lunedì, quindi è salva la giornata della Vogalonga. Un piccolo pensiero per queste donne che hanno sempre tanta grande forza di volontà. Quello che dico sempre, che sopra le nuvole c'è sempre il sole, parlando così meteorologicamente. Quindi gli do tanta forza, tanto coraggio da affrontare. Guardi che le do la sua mail, mail così vi scambiate queste informazioni, perché penso sia cosa utile e buona aiutare anche da parte sua, Clarizia, questo meraviglioso team che veramente è un piacere ospitarle. Ecco, perciò è d'accordo, perciò vi darò anche la mail di Clarizia. Abbiamo Vladimiro da Rovigo. Vladimiro, scusa, ma prima non avevo sentito. Vai Vladimiro. Non importa, godo di chiamare. Grazie, velocemente perché volevo fare una domanda particolare a Vincenzo, no? Sì. Che proprio in 2 secondi bisogna pulire in maniera maniacale i torrenti, perché sennò se va a intoppare sotto i ponti, l'acqua esce e crolla i ponti, bisogna eliminare le nutrie che sono micidiali per gli argini. Ma mi volevo fare una domanda su quello che ho letto e ho sentito che è capitato nella zona tra Montagnana e Badia, nella bassa padovana, nella zona vicina all'Adige. Quella è una zona che è poco abitata, poco industrializzata, quindi che c'è campagne non aperte, apertissime, no? Eppure ieri è cascata tanta pioggia che le campagne e le strade è andata sotto acqua per ore e ore. Montagnana sembrava essere tornata una città medioevale, circondata dall'acqua. Ecco, allora mi chiedo se anche nelle zone di aperta campagna, dove il territorio non è cementificato, non è eccessivamente urbanizzato, la semplice pioggia fa sì che per ore vada tutto sotto acqua. Se può arrivare anche a pensare, e chiudono, che tra le tante cose da fare c'è anche quella di rassegnarsi, purtroppo, che per un certo periodo, speriamo breve, bisognerà accettare l'idea che in certi casi, in certe zone, capita patatrac, cioè per la semplice pioggia a creare un'alluvione in una zona di campagna aperta. Cioè, non so, ecco, a me mi casca le braccia perché dico, ma come si può fare per evitare questo? Se non, ovviamente, comportarsi bene col clima e via parlando, ma cosa è possibile fare in casi del genere quando che la semplice pioggia in un terreno di piano non industrializzare, non abitare, eppure viene alluvionalmente. Grazie e buongiorno. Allora, prima di rispondere al nostro Vladimiro, andiamo a vedere questo servizio Storie Asolo. Troppa acqua, un disastro. Non era mai successo comunque qua, non era mai successo una cosa del genere qui in via davanti, sul davanti qua. Però vedo che anche la strada verso la Rocca comincia a fare delle buche sull'asfalto, è preoccupante insomma. Circa mezzo metro qua sul piazzale, è entrata dappertutto, dalla cantina alle sale a tutto insomma. Quanti danni? Non abbiamo quantificato ancora. È arrivato di tutto qua, da ruote a bidoni a tutto qua davanti al piazzale. Perché veniva giù dalla collina? Dalla collina, sì, dalla collina. Mai vista una roba del genere? No, in 14 anni che siamo qua mai. Nel giro di 10 minuti si è riempito il muson, perché dai campi è successo, mi è già entrata altre 3 volte l'acqua. Però così vede i livelli dove sono. Poi voi avete tutti i materiali, finito tutto sotto il fango? Sì, tutti gli elettrodomestici, tutto quanto, e quindi rimango anche al buio. Siete passati da 80 cm del muson di Sassi a 3,80 m? Guardi il livello, guardi le porte, cioè... Questo mobile era tutto rovesciato giù con le porte, quindi quando lo apro dovrò buttare tutto, come del resto tutto dentro. Questo, mia figlia ha tutti i documenti dell'attività, dovrà buttare tutto. Un divano è già stato messo di là per la discarica, questo vede anche questo come siamo messi. Qua devo ancora aprire, vediamo. Cioè, non so,
è stralipato il fossile qui vicino ed è entrata l'acqua. Ma voi non avete i problemi, ad esempio, di lago del Musone di Sassi? Cioè voi qui proprio perché non teneva più niente? E chi lo sa? Abbiamo chiesto, ma nessuno ci sa dire niente. È la prima volta che vi capita? Così sì. Così sì. Così è una cosa veramente molto... È che siamo terrorizzati perché se il tempo non tiene e fa ancora, cosa facciamo? E voi avete cominciato a pulire da quando? Dalle 8 di ieri sera fino alle 3 stamattina. Siamo venuti a aiutare qualcuno, vicini di casa. Qua. E con la solidarietà qui si vede, si sente. Hai visto? È già pulito, a posto. E state operando dentro questa casa da quando? Da stamattina alle 6. Ed è uno di tanti interventi? Sì, mi sa che ne avremo per diversi giorni. Ma qui quanto sotto, cioè quanta acqua c'è? Tutti i garage pieni. Quindi siamo cosa? Metri e metri? Circa 3 metri in tutto, totale. Il disastro era annunciato comunque, questa è la cosa che mi fa rabbia, perché si poteva fare sicuramente qualcosa per evitare tutto questo. Siamo proprio alle pezze, cioè con quest'altro episodio veramente dobbiamo valutare cosa fare del nostro futuro, questa è la verità. Ci sono rabbia e sconforto nelle parole di Massimo Diana, negoziante del centro di Castelfranco Veneto. A ridosso di Piazza Giorgione sono tante le attività finite sott'acqua e in molti lamentano l'assenza di preavviso. Penso si potesse un po' prevedere, dato che ore prima era successo a Vicenza che erano già andati sott'acqua. Un bel scossone, insomma, perché nessuno, penso, se lo aspettasse. Eravamo un po' impreparati perché non era stato segnalato nulla. E quindi adesso cerchiamo di rimettere in piedi tutto al più presto. Una cosa così io non l'ho mai vista, sembrava l'apocalisse, una cosa proprio mai vista. Tutta quest'acqua io non so da dove venisse e il problema è che adesso ho ancora acqua perché ho il muro, continuiamo a tirare su acqua. Non ci voleva, ragazzi, non ci voleva. Spettrali di scantinati usati come magazzini, tanta la merce letteralmente da buttare. Avevamo l'acqua alta fuori che entrava su tutti i negozi, eccetera, eccetera. E qui sotto tutto allagato. Noi qui abbiamo avuto dei problemi, sì, ma noi abbiamo anche le condutture del canale qui che entrano, quindi è tutto un po' un qui pro quo. Ma la situazione forse più critica è nel quartiere di Bella Venezia, dove è rimasta chiusa anche la farmacia. Colpiti soprattutto i mobili e probabilmente i computer, ma non si può sapere fino a che non ci sarà di nuovo la corrente. Ieri sera abbiamo trovato il disastro, poi stamattina sono arrivati i primi soccorsi. Era successo 27-28 anni fa, ma non così forte, che era sempre staripato la venale, ma non così che tracimava dai lati. Ivo Sponchiado, pizzaiolo, stava rientrando a casa dal suo locale. La sua storia è quella di una tragedia sfiorata. Questa è la mia macchina e sono arrivato qui ieri sera quando è arrivato lo scroscio e la macchina si è impiantata. Sono stato ospitato nell'auto di signori che abitano qua un po' più avanti. Stamattina con l'acqua al ginocchio sono riuscito ad andare a piedi, capotandomi anche perché non vedendo con l'acqua al ginocchio c'era tutto coperto. Mi sono anche capottato, quindi ho fatto un bagnetto. Dopodiché è arrivata mia moglie dall'altra parte con la macchina della pizzeria e mi ha recuperato e sono andato a casa. A Bella Venezia c'è anche Roberto Trentin che in pochi minuti ha perso tutto. 40 anni della mia vita. Dai mezzi, dal posto dove vivevo e tutto quello che ne consegue, l'abbigliamento, tutto. Mobilio, qualsiasi cosa che, dove uno risiede a casa. Non ci sono parole, ecco, diciamo che in 20 secondi da quando l'acqua ha buttato giù il bascolante, dopo non c'è stato più niente da fare. Abbiamo Adriana da Crocetta. Ciao Adriana. Ciao a tutti. Vorrei dire, ma a me quando vedo queste cose mi dispiace, non vorrei mai trovarmi nelle loro condizioni. Però dico una cosa sola, mio marito che è di questa zona ha detto hanno costruito dove non dovevano costruire. Sono le case più logicamente terziarie. Noi siamo fortunati, c'è il corso d'acqua che non ci fa paura, ma ci sono state delle costruzioni
diverso tempo fa, non attualmente, che sono più basse e quando viene una piena succede così. Cosa volete che faccia? Sono io? i nuovi piani regolatori, ecco, con l'urbanistica che parla molto chiaro. Se qualcuno capisse veramente la parola urbanistica, forse avremmo meno danni, perché l'urbanistica ti spiega dove puoi costruire, cosa puoi fare. Non a caso quasi tutti i sindaci si tengono l'urbanistica, che sono i piani regolatori. Allora, Clarizia, come rispondiamo sia al nostro Vladimiro da Rovigo che alle immagini che abbiamo visto e a quello che ha detto anche Adriana? Bisogna anche saper costruire, come dice il marito, dove hanno costruito su posti che magari non si doveva fare. Prego Clarizia. Sì, allora, per quanto riguarda la prima domanda del signor Vladimiro, sì, lui ha parlato di rassegnazione. Io direi che non bisogna mai rassegnarsi, bisogna sempre tirarsi su, e il popolo veneto è sempre stato encomiabile su questo. Si tira sulle maniche come sempre, perché è un popolo generoso, è un popolo pieno di forza, quindi mai rassegnarsi. In merito alle precipitazioni, non sono state purtroppo delle semplici precipitazioni. Abbiamo avuto 2 giorni di oltre 200 mm d'acqua caduti, quindi vuol dire 200 litri su 1 metro quadrato, quindi anche lì dove non c'è urbanizzazione, dove c'è solo terreno, capite benissimo che in pochissimo tempo non riesce a drenare tutta la pioggia che viene su dal cielo, quindi diciamo, l'eccezionalità della pioggia purtroppo ha provocato questi danni anche in zone non urbanizzate. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, sì, questa è una questione un po' più politica, che non entrerei nel merito, però un consiglio è, come fanno tanti sindaci, ad esempio anche qui a Jesolo sicuramente sarà fatto a breve, pensiamo anche al verde. Qui è in progetto anche un polmone verde che nascerà a breve qui a Jesolo, quindi ogni città, ogni comune si premunisca a dare degli spazi verdi, e quindi non più cemento ma anche verde, perché poi d'estate purtroppo si va incontro anche alle isole di calore, le isole di calore che sono quelle che vengono provocate proprio dalla cementificazione e quindi dall'urbanizzazione, quindi dare più spazi verdi anche nelle città. Allora sentiamo anche Caterina Terrazzani, dopo aver visto queste immagini, aver sentito anche quello che abbiamo sentito da questi imprenditori. È facile dire rimboccatevi le maniche, ma non è mica così semplice, sono centinaia e centinaia di milioni, parliamo di macchinari molto costosi. Prego Terrazzani, come vi uomerete? Ecco, ci saranno questi famosi tavoli di concertazione che poi non ho mai capito come finiscono, io non ho mai capito, queste commissioni non ho mai capito poi alla fine come finiscono, sparisce tutto e ci troviamo noi col cerino in mano e dobbiamo arrangiarci per non scottarci. Prego Caterina Terrazzani. Sì, diciamo che l'associazione Confartigianato, insomma, che segue le imprese artigiane, sicuramente le richieste le farà, le ha già fatte in passato, e quindi ai tavoli, come dice lei Mirella, si faranno sentire. Lato imprenditori, quindi quello che posso dire, perché comunque essendo area sicurezza ho iniziato parlando di prevenzione, quello che posso dire è che l'imprenditore deve valutare i rischi della propria azienda, cioè l'imprenditore non sistema gli argini, l'imprenditore ha già tanti impegni burocratici, ha la responsabilità degli operai e quindi deve pensare alla sicurezza e alla salute del proprio opificio, del proprio capannone e delle risorse che ci sono all'interno. E come ha detto il meteorologo, si parla anche di colpi di calore, anche quello è un aspetto che l'imprenditore considererà. Pensiamo a tutti i cantieri oppure alle alte temperature che si raggiungono d'estate, quello è un ambito di sua competenza, e quindi valutare il benessere, migliorare anche il microclima all'interno delle aziende. Diciamo che lo scopo dell'imprenditore non è togliere il fango dal proprio capannone, questa è una cosa che è molto importante. Poi l'impegno c'è, lo vediamo, abbiamo visto tanti sorrisi anche nelle immagini che sono state mostrate, però dico non è giusto, perché c'è tutto un altro aspetto che incombe sull'imprenditore e tante responsabilità, e noi ovviamente come associazione siamo vicini a loro.
Sa, Terrazzani, quello che mi preoccupa è quando sento dire investite nell'azienda, dovete investire nell'azienda. Certo che investo nell'azienda, però tu devi investire nella mia sicurezza, quello che ti aspetta di diritto. Non puntare sempre il dito, l'imprenditore deve investire nell'azienda. Abbiamo visto come hanno investito, come sono stati bravi e poi quando escono dalla porta dell'azienda che hanno investito cosa si ritrovano. Questo è il grande problema, il silenzio. Ecco, dovete battere i pugni, avete le associazioni, siete una forza, siete voi che vi sedete attorno a questi tavoli e dovete far sentire la forza che avete, che sono i numeri di questi artigiani, che sono il bene prezioso del nostro paese, l'operaio, sono questi i beni preziosi del nostro paese, non pagare i parassiti che non fanno niente e non paghiamo le persone che lavorano e che investono. Abbiamo un'altra, chi è questa? Concetta, vai Concetta. Sì, buongiorno a tutti voi. Ho sentito prima un ragazzo lamentarsi che non c'erano stati avvisi per il maltempo che doveva arrivare. Io dico sinceramente che tra Meteoclari e Zaia hanno avvisato più di una volta al giorno. Zaia su Facebook sicuro. Io tra Facebook con Meteoclari e anche con le allerte su WhatsApp sono stata avvisata fino a quando non è tutto stato finito, e più di una volta al giorno. Quindi per favore siamo sinceri e diciamo le cose come stanno. Vedi Concetta, tu la vedi dalla tua angolazione, io devo far vedere tutte le angolazioni di quello che ha sentito e anche di quello che non ha sentito, perché non era, magari stava lavorando e non stava guardando, perciò io devo far vedere tutte le angolazioni. Non si può assolutamente dire che ognuno ha la propria ragione o il proprio torto, ognuno fa le proprie riflessioni a casa e si deve vedere quello che si deve vedere. Abbiamo capito, Concetta, non si può stare solo da una parte, ma bisogna fare a 360 gradi, perché l'informazione va fatta a 360 gradi e non da una parte sola. Allora, detto questo, io vorrei sentire anche come conclude invece Chiara Meneghello e Milena Ballarin, ecco, su questa informazione, su questa prevenzione che bisogna dare in continuazione, sempre, non a spot o quando serve, ma sempre bisogna fare prevenzione in tutti i settori, anche nella salute. Prego Chiara, come vuoi chiudere? Ecco, vedo che hai delle brochure, facciamo vedere delle brochure. Ovviamente è la brochure che riguarda il nostro trifoglio rosa, dove ovviamente ci sono tutte le indicazioni di massima, informazioni relative alla squadra. Facciamolo vedere bene, aprilo bene, che così la regia lo inquadra, perché è giusto, perché si impegnano a fare queste cose. Poi se ci volete conoscere meglio, anche eventualmente per qualsiasi aspetto, per le gare dove siamo impegnati o per venirci a trovare quando facciamo gli open day, qualsiasi informazione che ci riguarda, ovviamente potete trovarle i contatti sul sito del Trifoglio, che è www.trifogliorosa.it. E questa invece è la brochure dello sportello rosa, in collaborazione con la Vapo, di cui parlava prima Milena. Ecco, nata più di recente con la collaborazione con la Vapo del Trifoglio Rosa. Avete capito cosa fanno? Non cose da poco. Invitiamo anche a fare il tifo per noi, che quest'anno parteciperemo anche ai mondiali, perché è vero che partecipiamo a Festival Rosa, ma ci cimentiamo anche in competizioni più impegnative. Quest'anno, dopo 15 anni, i mondiali per squadre tornano in Italia, a Ravenna, a settembre, e noi saremo impegnate sia nella competizione che riguarda solo la categoria BCS, sia la categoria BCS e supporter, e per non farci mancare nulla anche nel femminile senior B, quindi in un'età compresa fra i 50 e i 60 anni, ma anche abbiamo atlete che partecipano che sono, diciamo, anche un pochettino più in là con l'età, e che diversamente giovani, e che parteciperanno però nella categoria Senior B.
Allora sentiamo anche come ci saluta Milena Ballarin. Io ritengo che sia molto importante invitarvi tutti a venire a conoscerci, se volete. Noi ci alleniamo a San Giuliano e potete trovare tutti i contatti per poter fare una prova e venire in barca con noi. L'altra cosa che non era stata detta, ci sono due cose importanti, che il Trifoglio Rosa si è attivato molto in collaborazione con l'ASL 3 per fornire gratuitamente il tatuaggio del capezzolo, dell'aureola del capezzolo. Quella è una cosa molto importante perché dal punto di vista proprio fisico, estetico, la donna chiaramente ne risente. Ci tiene molto. Ed è una cosa, ed è un traguardo raggiunto. Se volete aiutarci poi sapete che se non sapete come devolvere il 5 per 1000 c'è anche quello nel Trifoglio Rosa Mestre. Allora, non manca niente, basta solo aiutare e supportare. Grazie anche a Milena Ballarin. Sentiamo come ci saluta Caterina Terrazzani. Prego Caterina. Beh, io direi che è doveroso un pensiero di solidarietà e quindi un saluto a tutti gli imprenditori e quindi un saluto come Confartigianato e un supporto per quello che stanno facendo e quello che stanno passando in queste ore. E alla Protezione Civile ovviamente che è protagonista di questa fase. Io metterei anche i Vigili del Fuoco, che forse ci dimentichiamo troppo spesso di questa realtà che abbiamo, che in situazioni drammatiche sono loro che fanno il primo lavoro. Ecco, io vorrei proprio ricordare i Vigili del Fuoco, ce ne dimentichiamo un po' troppo spesso a mio avviso, e invece sono forse quelli più preparati, quelli che veramente riescono a risolvere anche tanti problemi. Grazie anche a Caterina Terrazzani. Sentiamo invece come ci saluta Vincenzo Clarizia, tecnico meteorologo, ecco, ricordando anche a Concetta che io non devo guardare solo a Crocetta ma devo guardare a 360 gradi il territorio e dare la parola a tutti quanti, ma in base a quello che abbiamo visto mi sembra che a tutti non sia arrivata l'informazione, dopo ognuno pensi quello che vuole, però quello che vediamo è sotto gli occhi di tutti. Come ci saluta Clarizia? Bene, allora intanto rinnovo l'augurio a queste signore che sono in studio e le ringrazio per la loro testimonianza, per i loro sorrisi soprattutto e per il coraggio che hanno. Li faccio in bocca al lupo anche per domani e poi niente, continuate a seguirmi sulla pagina Meteoclari di Facebook, lì arrivano tutti gli avvisi, tutte le allerte. Giornalmente pubblico le previsioni del tempo per le 48-72 ore successive e se mi permette anche a me un ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e la protezione civile che io sono stato anche sul campo per il lavoro che faccio e devo dire che veramente è encomiabile, soprattutto per i vigili del fuoco e la protezione civile e tutti i volontari che si sono dati veramente da fare in questi 2 o 3 giorni e continueranno a farlo anche nei prossimi giorni. Grazie anche a Vincenzo Clarizia, grazie a tutti i miei ospiti. Pubblicità. Ringrazio veramente il dottor dottor Roberto Moro, medico di medicina generale in pensione, già, certo. Allora diciamo già, poi sentiremo anche il dottor Moro cosa ci racconta, ma la mia perplessità quando dicono mancano i medici, non ci sono più medici. Però forse programmando e pianificando in maniera diversa si poteva veramente capire che questi medici sarebbero andati in pensione, perché l'età è quella, basta schiacciare un bottone e sai, le battaglie che avete fatto, dottor Moro, per far capire l'importanza di pianificare, ecco perché voi le avete dette le cose, non è che le cose non si sapevano, però sai, io dico sempre, parlare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca, nel senso che forse il percorso che qualcuno vuole fare è quello della sanità privata, dove trovi subito la visita, trovi il medico, trovi l'infermiere, ecco, e questo non va assolutamente bene. Prego, dottor Moro. Già
Allora, parliamo di 10-15 anni fa che gli ordini di medici già davano questa preoccupazione sulla mancanza di medici, perché ovviamente il trend era in discesa della presenza di medici sia nel territorio sia in ospedale, e purtroppo non si è provveduto a correggere questo trend, e le motivazioni ufficiali non le conosciamo, però penso anch'io che ci possa essere questa motivazione ufficiosa di indirizzo verso la sanità privata, perché appunto tutti gli organi politici, tutti i governi che si sono succeduti nel corso di questi decenni non hanno provveduto in anticipo a rimettere in sesto la situazione. Adesso purtroppo col Covid è esplosa ancora di più questa necessità di assistenza sanitaria, sia come medici e anche come infermieri. Io lavoro ancora in casa di riposo e abbiamo una drammatica carenza di infermieri. I medici siamo quasi tutti pensionati nelle varie case di riposo, perché non ce ne sono di giovani che possono appunto prendere questo posto. E infermieri sono quasi tutti dall'estero, quindi dall'est, e per fortuna dico io, dottor Moro, è per fortuna che ci sono, e per fortuna che ci sono queste figure. Saluto anche Valerio Delfino, responsabile comunità Sant'Egidio del Veneto, provincia di Treviso. Grazie Delfino di essere qui con noi, ti ringrazio veramente, perché ormai sono settimane che io cerco di far capire anche l'aumento della povertà, questa povertà che sta dando dei numeri veramente incredibili, per far capire che bisogna investire sulle famiglie, sui diversamente giovani, sui bambini, ecco, tutto a pagamento. Abbiamo centri estivi a pagamento, abbiamo RSA a pagamento, con cifre che non si possono permettere questi diversamente giovani, che hanno 700-800 euro di pensione. Ma non basta, interviene la regione, sì, ma non c'è il posto, però il posto lo troviamo per Messina Denaro, malato oncologico subito con l'oncologo in ospedale, lo troviamo per quel signore che ha fatto uccidere la moglie, così in una RSA tranquillo e beato, e non lo troviamo per una persona di 98 anni cieca, ecco, che vive da solo, e non riusciamo a inserire. Ecco, forse investire di più nei servizi alle persone. Delfino, cosa dici? Intanto buongiorno Mirella, buongiorno ai telespettatori, e ringrazio per questo invito. Io dico che appunto la situazione è sempre più drammatica. Questi episodi che appunto tu citavi di cronaca, che sono poi quelli che vengono più all'occhio e ci fanno riflettere, diciamo, su quanto c'è dietro, nascondono che c'è una realtà che è sempre di un numero maggiore di veneti che scendono sotto la soglia della povertà. E purtroppo noi, stando a contatto con le povertà più estreme, e non parlo soltanto delle persone che finiscono in strada, ma anche di famiglie che sono spesso sull'orlo del baratro, e anche tanti anziani che veramente troviamo in condizioni disagiate. Purtroppo c'è da dire che c'è una grande difficoltà a offrire servizi che siano adeguati. A me sembra, ovviamente non si può fare di tutta un'erba un fascio, però sembra che ci siano delle precarietà crescenti, anche dei servizi che siano un po' meno diciamo performanti, per usare un termine diplomatico, ecco, non so come dire. E quindi secondo me c'è necessità e anche c'è bisogno di un cambio di rotta per garantire soprattutto, ecco, a queste persone che poi sono invisibili per la maggior parte, garantire l'accesso a servizi di base. Tu ne hai citati già alcuni, e per questo è molto importante. Poi Mirella, magari dopo parliamo del grande altro tema, se vuoi, delle case, ecco.
Ah sì, un altro grande tema, in effetti abbiamo tanti di quegli appartamenti sfitti e poi la risposta è sempre quella, non sono a norma. Io quando dico fammi entrare con le telecamere che vediamo cosa non è a norma, che magari cerchiamo di aiutare ma non mi fanno entrare, questa è la verità a parole. Ecco, è facile dire non è a norma, spiegami cos'è non è a norma. Allora, quello che vorrei chiedere anche al dottor Roberto Moro è la burocrazia. Ecco, questa burocrazia che impedisce anche a questi medici di fare bene il lavoro, che è quello di visitare, di uscire, di andare a domicilio, anche perché c'è una burocrazia che fa impazzire. E anche qua chi è che ha messo la burocrazia? Di sicuro non sono stati i medici, ma come fa un medico visitare, fare le ricette? Adesso c'è l'app, avete sentito che adesso bisogna usare l'app per ordinare le ricette, cioè stanno cambiando senza tenere in conto che abbiamo un popolo di diversamente giovani, che le app non sa neanche cosa siano, e se non ci fosse il mondo del volontariato che li supporta e li aiuta, io non so. Io ad esempio chiederei anche che ci dicessero dove è finito il distretto per portare anche determinate carte. Una volta era qui a Treviso a Palazzo Moretti, adesso il medico di famiglia fa la svama ma si dimentica di dire guarda che questa svama poi la devi portare a... Ecco, non si dice niente, perciò questa persona gira, ecco, e poi ritorna a casa e dice io non ho trovato niente perché non è più là, non sono stato avvisato, e non possono stare sempre 24 ore su 24 davanti alla televisione o leggere tutti i giornali del mondo. Dottor Moro. Sì, beh, l'impatto burocratico è sempre maggiore. È da tanti anni che si parla di semplificazione della burocrazia, invece appunto io nel mio lavoro assolutamente sì, ma anche nella vita privata, qualsiasi cosa debba fare, effettivamente la burocrazia ormai è imperante. L'ho vissuta ovviamente anche con l'esplosione del Covid, che è stato un periodo drammatico per quanto riguarda la sanità e per quanto riguarda appunto gli aiuti che noi medici del territorio avevamo, all'inizio era completamente assente, comprendendo bene che l'epidemia che c'è stata effettivamente ha trovato impreparati tutti quanti, ovviamente, quindi non è da incolpare nessuno. Però successivamente arrivavano fogli di pagine che dovevamo leggere, 20 fogli di pagine al giorno che arrivavano dalle più svariate parti che noi dovevamo leggere, interpretare, semplificare per poi appunto applicare. Quindi sì, purtroppo la burocrazia fatta a tavolino veramente va a cozzare col lavoro di ogni giorno, e ovviamente questo poi a cascata in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Io ieri ho avuto un ricercatore, che poi lo inviterò ancora perché ieri c'è stata un'emergenza, abbiamo voluto fare una edizione straordinaria del telegiornale, che ha detto in futuro fra 8, 9, 10 anni non mancheranno di sicuro i medici, anzi avremo un numero superiore di medici e non sarà il numero chiuso delle università che impedirà questo, perché i numeri parlano chiaro. Avremo medici, fior di medici a spasso. Lei cosa ne pensa di questa dichiarazione di questo ricercatore giovane, peraltro? Io vedo che le università, allora la scelta di fare il numero chiuso in un certo periodo storico era anche corretto, ovviamente, parlo di 30-40 anni fa, quando si era liberalizzato l'ingresso a tutte le facoltà da parte di tutte le scuole superiori. Prima erano solo ambito del liceo classico e liceo scientifico, dopodiché si sono aperti a tutti, da una parte giustamente, però ovviamente i numeri sono diventati veramente eccessivi, soprattutto in certe facoltà. Nel corso degli anni poi si è arrivati appunto al numero chiuso, al numero programmato, solo che era talmente chiuso che poi ha portato a questa situazione attuale. In questi ultimissimi anni le facoltà, io vedo Padova, Verona, qui nel Veneto, hanno cominciato a riaprire il numero, perché effettivamente i medici non è che caschino dall'alto, o si programmano per tempo, perché ci sono 6 anni di medicina e dopodiché appunto la specialità, che in medicina generale sono altri 3, in altre specialità sono di 4 o 5, quindi parliamo di 10 anni circa per formare un
medico, quindi ovviamente dobbiamo prevederlo prima. Quindi se apriamo adesso sappiamo che fra 10 anni avremo una situazione migliorata. Ovviamente questa scelta si doveva fare ben prima. Allora, si parla sempre numero chiuso, ma il chiuso è quello che trovano fuori degli uffici molte persone che si recano, chiuso perché oggi è giornata di chiusura, non ci sono, chiuso è questa politica che non riesce a capire che deve investire sulla famiglia, non ne andiamo fuori. Io come Delfino ho delle famiglie che non arrivano neppure alla seconda settimana del mese, non bastano neppure 2 stipendi, affitti da 600-700 euro, mutui, bollette, figli che crescono. Perché non si ascolta queste voci che sono ormai le nostre fragilità, Delfino? Secondo me perché conoscendo, forse intuendo già la risposta, non conviene ascoltarle, perché emergerebbe quello che è la realtà in tutta la sua crudezza. Io vedo i nostri centri di sostegno alle famiglie, in cui c'è anche il supporto alla distribuzione, diciamo, sostegno alimentare. Noi abbiamo padri con le lacrime agli occhi perché non riescono ad arrivare cioè non riescono neanche a garantire l'acquisto di cibo per il mese per la propria famiglia. Quindi diciamo che toccando con mano queste situazioni è difficile non rendersene conto, ma io penso che in realtà la situazione è abbastanza chiara, ecco. Poi rispetto a quanto poi le istituzioni ci possano raccontare pubblicamente, però io credo che poi diciamo le notizie si sanno, i drammi si conoscono, e il problema è come trovare delle nuovi strumenti per dare una svolta, ecco. Quindi questo secondo me è la vera sfida, perché se andiamo con l'andazzo attuale pensando che poi ci penserà qualcun altro in futuro, non si fa altro che diciamo mantenere lo status che c'è ora, e senza avere una prospettiva di miglioramento, ecco. C'è ad esempio anche questo dramma delle famiglie che perdono l'affitto, perdono la casa e non trovano più nessuno che offre loro l'opportunità di avere un tetto, ecco. Anche perché i pochi affitti che ci sono oggi disponibili sono stati quasi tutti, o la maggior parte, orientati verso il turismo, perché sono affitti brevi che diciamo danno più remunerazione, a fronte di quello che tu dicevi, Mirella, di 457.000 case nel Veneto che sono sfitte. E quindi questo è un grande tema, perché poi quando ci ritroviamo famiglie sia venete, ma anche e soprattutto straniere, che i padri lavorano, hanno contratti a tempi indeterminati, però nessuno affitta loro casa, questo è, secondo me, è un dramma nel dramma, perché oggi paradossalmente il lavoro anche c'è abbastanza, insomma abbiamo visto anche gli indici di disoccupazione, tutto sommato le opportunità lavorative si trovano nel complesso. Il peggior dramma è quello di trovare invece un tetto, ecco. E anche un lavoro rispettato e adeguato, pagato nella maniera giusta, perché è inutile che io lavoro e tu non mi paghi o mi sottopaghi. Ecco, questi ragazzi che devono cambiare non so quanti lavori perché sono contratti a chiamata, perciò un colpo viene chiamato da una parte, un colpo viene chiamato dall'altra, alla fine i soldi che prendono sono veramente ristretti e tutti vogliono far lavorare il fine settimana, e gli altri giorni io cosa faccio? Capite che non è sempre colpa di questi giovani che hanno il coraggio di dire basta, non voglio essere sfruttato, hanno il coraggio di dirlo, tanto è vero che vanno all'estero quando hanno un titolo di studio, perché è rispettato il loro studio e il loro lavoro, anche se li formiamo qua, però se ne vanno via. Rispetto a 1.500 euro ne prendo 4.000, scusa, o 2.000, 5.000, perché lo dico per cosa certa, con vitto e alloggio, capite bene che il salto è facile da fare. Allora abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. No, volevo dire due cose. Beh, innanzitutto per quanto riguarda quello che è successo per il maltempo, ho visto che nei punti dove non c'erano più le piante ha sfondato, ma sono le piante, quando mettono le cassie, diciamo noi, le acacie,
le ha messe sugli argini per tenere gli argini. C'è una bella differenza fra tagliare una calcia che è dentro l'alveo del fiume e tagliare una calcia che è sull'argine, perché quella sull'argine è stata messa apposta dai vecchi che furono, e quella che è in mezzo al fiume è nata spontanea. Quindi bisogna ben distinguere quando si fanno i lavori di togliere le radici sui torrenti pensili. Bisogna stare attenti, non si devono fare quelle cose. Una volta i vecchi andavano a far legna sull'argine del torrente, qui abbiamo il Leura, tagliavano la calcia più grossa, quella da 10 centimetri in su, e lasciavano là, sempre della stessa radice, il palo più piccolo, da 60, da 80, non lo tiravano mica via, perché sapevano che quando ritornavano lì 2, 3, 4, 5 anni dopo lo trovavano da 100 millimetri, da 10 centimetri, e allora tagliavano quello lì, ma nel frattempo era nato anche dell'altro. Invece è successo recentemente che si sono messi a ripulire gli argini completamente, ma dico io, quando andavo all'asilo mi dicevano che le radici delle piante trattengono la terra, allora adesso non so mica, all'asilo mi hanno detto. Un'altra cosa che volevo dire sono chi va a votare, ma quando vai a votare e ti voti un partito che vuole il privato, è inutile che poi vai all'ospedale pubblico e vuoi trovare tutto. Ci devi pensare bene quando vai a votare, e anche chi che si astiene dal voto, cosa stai facendo, perché vanno a votarsi chi vuole il privato e poi vogliono il pubblico quando hanno bisogno. Non funziona mica così, ragazzi. La coerenza, dice il nostro Claudio da Marano Vicentino. Grazie Claudio, ho sentito anche le riflessioni di Claudio. Dottor Moro, come commenta, voti il privato e poi vuoi andare nel pubblico, e non è la stessa cosa. Sveglia Veneti si chiama anche la trasmissione, dopo ognuno faccia le proprie riflessioni e capire dove non può più sbagliare oppure cercare di migliorare. Prego, dottor Moro. Sì, ovviamente il servizio pubblico, io ho sempre lavorato nel servizio pubblico e ci credo molto. Ho anche lavorato appunto come coordinamento di medici del territorio per riformare un po' la situazione sanitaria, dopodiché appunto si cozza contro 1000 problemi burocratici oppure 1000 veti politici, e qui appunto cadiamo nel discorso della scelta elettorale che deve essere consona, perché effettivamente è comodo per tutti dopo ribaltare tutto sul pubblico e intascare invece gli interessi nel privato. Ma appunto. Tu cosa hai fatto per migliorare? Certo. Senta, dottor Moro, un'altra cosa importante che ho sentito l'altro giorno, avevo il dottor Lossego, che è il presidente dei farmacisti provinciali, quale ha detto che fra breve tempo faremo le analisi del sangue nelle farmacie, gli elettrocardiogrammi nelle farmacie, anzi forse prima gli elettrocardiogrammi che le analisi del sangue, perché adesso siamo in campagna elettorale, dottor Moro, e siccome manca una firma, io ho detto guardi che non arriverà questa firma, arriverà dopo le elezioni, perché funziona così, adesso sono importanti le poltrone e non le firme da mettere, mentre per noi sarebbero importanti le firme, però qualcosa si sta muovendo. Si sono accorti che gli ospedali non reggono più, questi pronti soccorsi non reggono più, questi codici bianchi che devono essere gestiti in maniera diversa anche dal medico di medicina generale oppure in supporto con le farmacie. Cosa ne pensa, dottor Moro? Io sono sempre stato favorevole a un'implementazione del lavoro della sanità nel territorio, sia a livello organizzativo con i poliambulatori, però anche con la presenza ovviamente di servizi, di strumenti e soprattutto di personale, cosa che però purtroppo non è ancora successa. Adesso speriamo che con le case della salute che sono inserite appunto nel PNRR ci siano i fondi effettivamente per migliorare questa situazione, perché da anni e anni che si parla certe patologie acute, importanti, impegnative vanno curate in ospedale, tutte le altre patologie croniche degenerative vanno curate nel territorio, che come filosofia va benissimo.
benissimo, dopodiché bisogna calarla nel pratico, ovviamente. Se ho la cittadella della salute ma non ho la persona che mi cura perché manca, quindi, così funziona. Quindi bisogna calarlo nel pratico, poi realizzarlo. Ma secondo lei, dottor Moro, serviva chiudere tutti questi ospedali che avevamo e non lasciarli come cittadelle della salute invece di chiuderle e di farne altre di nuove? La lascio pensare, dottor Moro. Sentiamo il dottor Delfino invece come mi saluta, perché ormai siamo, ecco, questo puntare sulle famiglie, sull'importanza della casa, perché veramente sono numeri che mancano. Prego Delfino. Sì, io appunto approfitto per salutarla, nel senso che faccio un invito a tutte le persone che hanno disponibilità di poter affittare, perché abbiamo varie esperienze belle di persone che hanno aperto le porte di casa e hanno dato la chance a famiglie che non riescono a trovare un alloggio di poter avere finalmente una casa. Quindi per me il primo sostegno è il sostegno che parte dal lavoro e casa. In questo momento soprattutto, come diceva lei, il lavoro c'è, ma c'è il tema diciamo, di quanto viene retribuito eventualmente. La casa rimane il grande nostro problema e spero che appunto su questo tema si mantenga alta l'attenzione, magari Mirella anche in futuro ritornare su questo tema, perché a noi sta molto, molto a cuore. Di sicuro sapete che le porte in questa trasmissione sono sempre aperte, specialmente per le fragilità, per le associazioni invece che stanno cercando di dare il massimo del contributo. Grazie veramente a Valerio Delfino, responsabile comunità Sant'Egidio. Allora, dottor Moro, invece alla mia domanda. Allora, se parliamo di poliospedalieri con tutte le specialità come potevano essere intese fino a qualche anno fa, dal punto di vista razionale credo che non potessero reggere, perché la sanità in questi ultimi decenni ha fatto dei passi da gigante a livello tecnologico, per cui chiaramente questa alta tecnologia non poteva essere presente, solo che un conto è prendere coscienza di questo e un conto è cancellare tutto quello che c'è nel territorio. Come dicevo prima, va benissimo anche la cittadella della salute, però la cittadella della salute deve essere con personale qualificato e il territorio deve essere guarnito. Da medici, da infermieri, da fisioterapisti e appunto da strutture che possono prendere i bisogni appunto della popolazione nel territorio. Dottor Moro, senta, sono curiosa, ma quel bigliettino che ha là con tutte quelle cose scritte, aveva fatto il compitino per casa? No, siccome con Valerio Delfino si era parlato appunto di questa situazione di Sant'Egidio, allora io avevo fatto una scelta 2 anni fa in occasione dell'invasione della Russia in Ucraina di dare la casa dei miei genitori, che era sfitta da pochi mesi, in comodato d'uso gratuito alla comunità di Sant'Egidio. Che bello questo gesto. Per ospitare appunto, e tuttora poi è finita l'emergenza ucraina perché nel giro di pochi mesi sono ritornati in patria. Però appunto con Valerio abbiamo fatto la scelta di condividere un percorso comunque per bisogni di emergenze abitative. Bellissima questa storia, complimenti. Abbiamo 3 famiglie tuttora presenti che ci vivono. Si può accogliere, vero dottor Moro? Non sono tutti spacciatori, delinquenti, cattive persone. Sentite cosa sta dicendo il dottor Moro? Assolutamente no, ovviamente hanno abitudini diverse dalle nostre e quindi a volte non è semplice cercare di trovare appunto una mediazione, però vedo che appunto assolutamente siamo... Grazie anche a Sant'Egidio, bisogna dirlo. Certo, difatti. Io ho aperto le porte della mia casa, però appunto abbiamo tutta una serie di volontari che girano attorno, perché appunto le problematiche burocratiche, come si diceva prima, sono impegnative per noi. Figurarsi appunto per una persona che conosce poco la lingua, che non conosce le abitudini e l'organizzazione nostra, quindi ovviamente si dà una mano a tutti i livelli, i bambini che vanno a scuola, la scelta del medico, cioè tutte le cose pratiche della vita. Persona, per dare dignità alla persona. E con queste parole ringrazio tantissimo il dottor Roberto Moro, medico di medicina generale
generale in pensione, ha voluto che scrivessimo così, ma che si sta cercando di dar da fare anche lui, la famosa goccia nell'oceano, che anche il dottor Moro ha messo, come Valerio Delfino, come tanti di noi, per cercare di migliorare la qualità della vita delle persone, ecco, in generale. Grazie, grazie. A questo punto io leggerò la Costituzione italiana e la poesia di Mirella. Grazie ancora a voi, oggi è arrivato anche il Papa, speriamo porti buono. Grazie, grazie. Andiamo a leggere la posta di Mirella. E anche questo sabato, appunto, con la posta di Mirella, la poesia di Mirella, ma anche la Costituzione, che è molto importante, dopo questa settimana molto importante, questo sabato, dove a Roma, avete visto, è arrivato il nostro Papa, Papa Francesco, Papa buono, Papa unico quasi, io direi. Allora, leggiamo questa Costituzione, in attesa che qualcuno invece speri nel premierato. Allora, articolo 109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Articolo 110. Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Articolo 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa, abbia la facoltà davanti al giudice di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di un altro mezzo di prova a suo favore. Sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. Avete capito? Cioè, è chiara la Costituzione italiana, molto chiara, ma poi se non viene applicata, cosa facciamo noi? Cosa diciamo noi? Allora noi abbiamo personaggi che dovrebbero essere dentro i carceri e solo fuori perché hanno i migliori avvocati, hanno tanti soldi, e dentro nelle carceri troviamo quello che ha portato via qualcosa, la bustina, vi ricordate, di Claudia, 10 maglie, è cleptomane, ecco, carcere. A un certo punto lei ha detto o esco o io mi ammazzo perché qui dentro non ce la faccio più, l'abbiamo avuta ospite. Avete capito chi troviamo anche all'interno dei carceri? Purtroppo funziona così, mentre la Costituzione è chiarissima. Detto questo, leggiamo la poesia come ogni sabato, perché è una giornata importante dopo quello che è successo, avete sentito e visto ieri. Pensate, con la pista da bob, i soldi, quanti bacini, quanti ponti, quanto veramente supporto di infrastrutture per mettere in sicurezza il nostro paese, visto che si conoscono le fragilità.
Ne abbiamo fatto 20, ma se ne servivano 70, forse era meglio puntare sul 70 che sul 20, visto che sono da anni e anni che gli esperti ci dicono attenzione a questo paese fragilissimo. Eppure adesso si passa il cerino e chi ne paga le conseguenze? Quelle povere persone che saluto, abbandonate sole, senza più casa, senza più niente, fai fotografa, fai la rendicontazione, porta le fatture, ma vi rendete conto come siamo messi? Eppure nessuno ha colpa, è colpa del cielo, della pioggia, il cambiamento climatico, ma si può anche provvedere supportando. Allora, il risveglio, il cielo è stellato, la luna mi guarda e illumina, un profondo silenzio mi fa compagnia, il cielo si copre di nubi grigie, la luna si oscura, piove. Le prime lente gocce cadono, risuona un lieve rumore che mi risveglia e bagna. Il vento mi asciuga e accarezza, i primi raggi del sole mi riscaldano. Sento il cinguettio del passero e le melodie dell'usignolo e mi rallegrano. La gente entra, lenta, cammina, porta un fiore, lo adagia sui propri cari con uno sguardo malinconico. Ma quel fiore e quello sguardo non sono rivolti a me, perché nella vita non sono stato leale e cordiale con voi. La natura mi ha dato una meravigliosa intelligenza, ma io non sono stato capace di apprezzarla, per questo mi sono condannato. E tu, fragile uomo, medita, 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 perché laddove calpesti la tua terra troverai serenità, serenità eterna. Claudio Bellò. Grazie, buona domenica.